di questo mio tempo, sentirsi libero in ogni momento. Salviamo la terra, il suo cuore che batte, i fiumi, le montagne, la voce del vento. Facciamolo ora, è giunto il momento. Dammi la mano, siamo ancora in tempo. Le montagne, le foreste che mi fanno sognare, un fiore, un'ape o le onde del mare, il mio cuore che batte in una sola armonia, il tutto che vive verso un'unica via. Salviamo la terra, il suo cuore che batte, i fiumi, le montagne, la voce del vento. Facciamolo ora, è giunto il momento. Dammi la mano, siamo ancora in tempo. Le montagne, le foreste che mi fanno sognare, un fiore, un'ape o le onde del mare, il mio cuore che batte in una sola armonia, il tutto che vive verso un'unica via. Salviamo la terra e il suo cuore che batte, i fiumi, le montagne, la voce del vento. Facciamolo ora, è giunto il momento. Dammi la mano, siamo ancora in tempo. Fammi sentire il calore del sole, la brezza che parla a tutte le ore, il ghiaccio, la neve, il caldo deserto, il suono dei passi che ancora io sento, camminare scalzo sull'erba del prato, le foglie che danzano sparse dal vento, il lento passare di questo mio tempo, sentirsi libero in ogni momento. Salviamo la terra, il suo cuore che batte, i fiumi, le montagne, la voce del vento. Facciamolo ora, è giunto il momento. Dammi la mano, siamo ancora in tempo.
fammi sentire il calore del sole, la brezza che parla a tutte le ore, il ghiaccio, la neve, il caldo deserto, il suono dei passi che ancora io sento, camminare scalzo sull'erba del prato, le foglie che danzano sparse dal vento, il lento passare di questo mio tempo, sentirsi libero in ogni momento. Salviamo la terra, il suo cuore che batte, i fiumi, le montagne, la voce del vento. Facciamolo ora, è giunto il momento. Dammi la mano, siamo ancora in tempo. Le montagne, le foreste che mi fanno sognare, un fiore, un'ape o le onde del mare, il mio cuore che batte in una sola armonia, il tutto che vive verso un'unica via. Salviamo la terra, il suo cuore che batte, i fiumi, le montagne, la voce del vento. Facciamolo ora, è giunto il momento. Dammi la mano, siamo ancora in tempo. Un ospite che è venuto a salutarci, che è il presidente della Biennale, giusto? Il signor Buttafuoco, venga. Allora, voleva darci un saluto perché anche lui dopo un impegno importante di conseguenza, però siamo felici perché ci teneva ad esserci e noi apprezziamo molto. Magari intanto facciamo 2 parole, poi facciamo il momento di preghiera come vuole. Ok. Allora, io sono molto contento che ci sia il Presidente Buttafuoco con il quale abbiamo un rapporto direi anche importante in tutti i momenti culturali. Lui è il Presidente, come ha detto Vania. Ecco, come ha detto Vania, è il Presidente della Biennale, quindi è la realtà culturale più importante, più in vista di Venezia, no? E lui ci tiene a essere presente sempre in tutti i momenti significativi. Per me è stata una sorpresa incontrarlo questa mattina, ma so che ha un impegno a Padova, credo che alle 11 debba essere a Padova, quindi lo ascoltiamo un attimo anche perché è sempre una miniera di spunti, di progetti, di percorsi, no? E poi lo salutiamo e noi incominciamo invece il nostro momento più di preghiera e di condivisione con le altre persone che condivideranno questo nostro momento. Grazie Presidente di essere qui con noi. Grazie Eccellenza. La prima parola è grazie. Grazie Patriarca, perché nel mio lavoro quotidiano in questa città che è capitale in ragione della sua storia, vorrei dire, ma della sua presenza, mi rendo conto di quanto sia fondamentale l'apporto, il senso, il significato di chi fabbrica la propria giornata all'insegna della preghiera. Una formula vuota vuole che le istituzioni debbano riconoscersi nella cosiddetta pratica laica. Ritengo che tutto ciò che ci conduce e ci riconduce a una dimensione il cui calore mette insieme la singola individualità
con la coralità, con lo sforzo che dal nucleo familiare si riconduce poi alla comunità, abbia a fondamento un bisogno. Io timidamente, con cauta attenzione, mi sento a disagio nell'avere sottratto spazio al momento di preghiera. Ringrazio il Patriarca per avermi concesso la possibilità di salutare tutti voi, e in tutti voi io riconosco quel necessario sforzo cui siamo chiamati, perché so perfettamente, e ci si intende, quando al momento del risveglio il primo gesto è quello che con la preghiera rivolge qualcosa che forse è certamente bisogno, qualcosa che di certo è un riconoscersi in una dimensione in cui il grazie è il buongiorno di ogni giorno. La Fondazione La Biennale di Venezia è un'istituzione che parla al mondo, nel palcoscenico del mondo, alla responsabilità delle discipline e delle arti. Proprio ieri ci siamo rincontrati col Patriarca in una dimensione ben precisa, qual è l'ospedale Giovanni e Paolo, dove un passaggio innanzitutto ha dato a tutti i presenti nell'inaugurazione della Pinacoteca all'interno dell'ospedale un chiaro senso, ovvero la medicina non è una scienza esatta, ma la cura sì. E so perfettamente come all'interno del quartiere, all'interno della comunità che in questa città si esprime attraverso la mobilitazione, la solidarietà, il dovere di carità di tutti voi sia innanzitutto cura. Sappiate che la Fondazione La Biennale di Venezia, e qui a rappresentarla c'è l'ingegnere Fritzele, che è uno di voi, uno del quartiere, uno della comunità, sappiate che l'intera Fondazione La Biennale di Venezia è non solo onorata, non solo felice, ma grata di avervi qui oggi in questa nostra sede, in uno dei nostri spazi, per far sì che il segno e il senso del grazie, il senso e il segno della cura, il senso e il segno dello stare insieme di tutti noi abbia un'unica direzione, che è quella della, lo dico in latino, religio, del tenere insieme le cose, del far sì che la società, altrimenti indifferente, altrimenti disgregata, diventi comunità, comunità pensante, nel vostro caso, e vi dico il grazie, anche comunità orante. Grazie Patriarca, grazie a tutti voi e buona giornata di lavori. Grazie. Noi, io penso di prendere comunque parola di... lasciamo che parlino. Il mio cuore che batte in una sola armonia. Allora, no, noi vogliamo lasciarle una cosa però, siamo abituati a lasciare un dono. Certo. Noi lasciamo sempre, il nostro vecchio presidente aveva scritto dei libri, una è La via degli adulti scout. Sa mai che magari lei, visto che ha questa predisposizione allo stare insieme, magari abbia anche la voglia di mettersi in gioco con una delle comunità di Venezia. Grazie. Prego. Grazie. Buona... Grazie a lei, veramente, di cuore. Grazie a tutti. Aspetti che non è finita, perché Paolo è il nostro referente della zona e adesso arriva un pensiero anche da parte delle comunità qui della zona di Serenissima. Da che parte? C'è? Perché non vedo niente. Arriva. Eccolo.
Perfetto. Ecco qui. La parte della Venezia dove siamo noi, San Vito di Castello, che ha una storia, ecco, con una piccola dedica dietro, ecco, a ricordo di questo grande momento. Grazie. Grazie veramente. Esserci in questo contesto, in questo posto, noi siamo veramente grati per la vostra disponibilità. È molto emozionante, grazie, anche perché è il luogo dove io vengo a passeggiare e inevitabilmente, Patriarca, nel passeggiare in quella che è apparentemente solitudine, la più bella delle compagnie, che è il cielo. Grazie. Buona strada. Chiamiamo intanto i nostri due ospiti che li affianchiamo qui al nostro Patriarca, la nostra Presidente Vilma Marchino, che è qui tra noi, insieme con Angelo Vavassori, Vilma, di là, sì, e Angelo, che è qua con noi, anche lui, che diciamo è il tecnico di questa tavola rotonda, no? Mettiti pure di qua, ok. E che noi conosciamo comunque da argomenti, che è il nostro libro, cioè la nostra rivista di approfondimento dei nostri argomenti. Benissimo, adesso siediti pure, loro si sono posizionati, noi adesso da bravi scout, quali siamo, cattolici eccetera, dobbiamo pensare anche al momento di unione tra di noi e con il nostro superiore, tra virgolette, cioè il nostro Padre Eterno che aspetta un nostro pensiero. Allora apriamo i nostri libretti, c'è il momento di preghiera e lo condividiamo, magari Giancarlo, leggi tu la prima parte, però invitiamo il Patriarca a darci il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una bolla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e gli collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava 4 corsi. Il primo fiume si chiama Pison. Esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gikon. Esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Dal discorso di Papa Leone ai partecipanti del convegno Raising Hope del decennale dell'enciclica Laudato Si.
Accanto all'impegno della diffusione del messaggio dell'enciclica Laudato Si', oggi si rende più che mai necessario ritornare al cuore. Nelle scritture il cuore non è solo il centro dei sentimenti e delle emozioni, è la sede della libertà. Sebbene includa la ragione, la trascende e la trasforma, integrando e influenzando tutti gli aspetti della persona e dei suoi legami fondamentali. Il cuore è il luogo su cui la realtà esterna ha più impatto, in cui si compie la ricerca più profonda, dove si scoprono i desideri più autentici, si trova la propria identità ultima e si formano le decisioni. È solo attraverso un ritorno al cuore che può avvenire anche una vera e propria conversione ecologica. Occorre passare dal raccogliere dati al prendersi cura, da discorsi ambientalistici a una conversione ecologica che trasformi lo stile di vita personale e comunitario. Per chi crede si tratta di una conversione non diversa da quella che ci orienta al Dio vivente, perché non si può amare Dio che non si vede disprezzando le sue creature e non ci si può dire discepoli di Gesù Cristo senza partecipare del suo sguardo sul creato e della sua cura per ciò che è fragile e ferito. Cari amici, mossi dalla vostra fede, siete portatori di quella speranza che nasce da riconoscere la presenza di Dio che già opera nella storia. Ricordiamo come Papa Francesco ha descritto San Francesco d'Assisi. Viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Che ciascuno di noi possa crescere in queste 4 direzioni, con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso, in un atteggiamento costante di conversione. L'ecologia integrale vive di tutte queste dimensioni. Impegnandoci in esse possiamo accrescere la speranza attuando l'impostazione interdisciplinare della Laudato Si e la chiamata all'unità e alla collaborazione che ne scaturisce. Siamo un'unica famiglia, con un padre comune che fa sorgere il sole e cadere la pioggia su tutti. Abbiamo un medesimo pianeta, del quale dobbiamo avere cura insieme. Rinnovo comunque un forte appello all'unità attorno all'ecologia integrale e per la pace. Vorrei concludere con una domanda che riguarda ognuno di noi. Dio ci chiederà se abbiamo coltivato e custodito bene questo mondo che Egli ha creato, a beneficio di tutti e delle generazioni future. Se ci siamo presi cura dei nostri fratelli e sorelle, allora che cosa risponderemo? Ora, a cori alterni, voci maschili e voci femminili, partono le donne, la parte femminile, e poi a seguito gli uomini. Anima mia, benedice il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Annaffia i monti dall'alto delle sue stanze, la terra è saziata e con il frutto delle sue opere. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo, fa uscire dalla terra il nutrimento. La terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande e immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Tuo spirito e sono creati, tu rinnovi la faccia della terra. Perfetto, adesso Patriarca, se ci vuole dare la benedizione per partire, partiamo dalla nostra tavola rotonda. Allora, dopo aver ascoltato la parola di Dio che
è luce ai nostri passi e al nostro cammino, disponiamoci a condividere alcune riflessioni, alcune spiritualità vissute di cui il nostro mondo oggi ha particolarmente bisogno. Ha bisogno di testimoni che debbono avere una sapienza e un amore capaci di vincere le logiche solamente del mondo. Con questo spirito riceviamo la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, ora ci prepariamo un po', facciamo 4 chiacchiere, no, tra noi, un po' un modo diverso di incontrarci e di discutere argomenti così importanti, se non con persone anche autorevoli come il Patriarca, che farà la parte, diciamo, legata al creato, farà delle sue considerazioni e delle domande che noi gli porremmo. Angelo Varassori farà la parte cosiddetta tecnica, ma comunque legata al movimento, perché lui, come sapete, è il redattore di argomenti e informatissimo su questo argomento. Poi abbiamo la nostra Presidente nuova di zecca, che affronterà le domande legate al movimento e sarà quella che ci darà un po' anche la nuova visione del nostro movimento, no? Il cambiamento che c'è stato e che probabilmente magari qualcosa ci sarà e le nuove magari idee che avranno. Perciò noi, per non perdere il tempo, cominciamo. Con chi cominciamo? Diciamo che diamo la precedenza alla signora di turno, no? Che è Vilma. Vilma, sei pronta? Sì, immagino. Sì, più o meno. Sono qua, vediamo se sono pronta. Allora, la nostra riflessione, che attraverso anche il momento di preghiera, ci porta proprio a parlare di ecologia. L'abbiamo scritto, abbiamo fatto una riflessione su quello che è che ci ha portato anche Papa Francesco a suo tempo, e poi la sostenibilità, la tutela dell'ambiente, che è il tema che noi a suo tempo, quando abbiamo steso il nostro progetto regionale, abbiamo parlato di ecologia integrale. Abbiamo voluto mettere questo argomento proprio per approfondirlo nel nostro movimento. Qual è il titolo di questo tema? Promuovere e sostenere progetti che siano ambientalmente e socialmente sostenibili, condividendo con altri informazioni e iniziative sulla sostenibilità e tutela ambientale, coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030, obiettivo che mi sembra che si sia anche un po' perso nei meandri dell'informazione, ma noi invece stiamo sul pezzo, perciò sicuramente faremo del nostro meglio. Allora, cara Vilma, a te. Allora, il MASCI, noi in questo caso, deve fare un po' i conti con una realtà molto complessa, sia dal punto di vista geopolitico, nazionale, con problemi di povertà, con grandi problemi esistenziali. Io prendo in prestito queste parole di Massimiliano. Massimiliano ha fatto una sua considerazione che ci sta a pennello, no? È la realtà che induce il cammino che facciamo e ci chiede di assumere la nostra identità di AS, di adulti scout, per testimoniarla in ogni contesto di vita, comunità, movimento e persona. Questo noi abbiamo parlato nel nostro progetto, nel nostro patto comunitario di identità della persona, no? E di coerenza. Perciò dunque, questo tempo ci interpella su come vogliamo viverlo effettivamente, se come spettatori o come protagonisti. Tu cosa ne pensi in questo caso? Allora,
la domanda a bruciapelo così, tu cosa ne pensi, se dobbiamo essere spettatori o protagonisti? Non ho dubbi, noi dobbiamo essere protagonisti, siamo chiamati a essere protagonisti, abbiamo una promessa che ce lo chiede, abbiamo un battesimo che ce lo chiede, che ci dice che facciamo parte integrante della creazione e che non possiamo utilizzare le nostre doti, le nostre capacità per mantenere viva e al meglio tutto ciò che è parte di quella creazione, a partire da noi stessi, a partire dalle persone che ci circondano, a partire dalla responsabilità che dobbiamo sentire per tutte le donne e gli uomini del mondo, a partire dal benessere della natura che ci circonda, che costituisce anche il nostro benessere. Credo che attraverso non solo il nuovo patto comunitario che abbiamo scritto, che è molto ricco e ci chiede di essere pienamente adulti e pienamente scout, abbiamo anche gli indirizzi programmatici che abbiamo votato proprio nell'Assemblea di Pompei, che con i loro sguardi ci chiedono di scendere, direi quasi minuziosamente, attraverso poi le vie successive indicate, di scendere quasi veramente in maniera molto minuziosa nella quotidianità della nostra vita, non per osservare, o meglio, non per osservare solo, ma innanzitutto per osservare, e osservare con l'intento di intervenire, con l'intento di giudicare nel senso buono, cioè di prendere atto di quello che non funziona e di provare a capire che cosa noi possiamo fare. Noi non da soli, non per caso Massimiliano chiudeva questa frase che tu hai messo in evidenza con le parole comunità, movimento, persona. Non da soli, per niente il movimento Adulti Scout è un movimento che ci propone di vivere lo scoutismo in comunità, perché da soli non facciamo niente, da soli siamo, anche quando ci poniamo nell'intento di fare qualche cosa, se non cerchiamo la relazione con gli altri, in primis con la comunità con cui condividiamo la scelta scout, diventiamo un po' velleitari, perché uno da solo non riesce a intervenire, a interagire, a scovare quelli che sono i percorsi più adatti per intervenire nelle situazioni che ci circondano. Il movimento, la comunità da sola è una comunità che incide sul territorio che la circonda se lavora bene, è una comunità che porta ricchezza al territorio che la circonda, è una comunità che può contagiare altre comunità intorno a lei, ma il contagio delle comunità passa anche attraverso il movimento, quindi c'è un andare e venire che ci parla di responsabilità reciproca a livello, e ci parla di una responsabilità di comunicazione anche nei confronti di altri che passano attraverso un movimento più generale. E poi la persona, che uno si aspetterebbe che venisse prima, diciamo partiamo dalla persona, poi la comunità, poi il movimento, invece no, perché il tutto deve ritornare, e deve ritornare su ogni singola persona che ha bisogno di qualche cosa da parte nostra. Io credo che i giorni che stiamo vivendo siano giorni che da questo punto di vista ci chiedono veramente molta attenzione e ci chiedono anche molta memoria, perché non tutto nasce nel momento in cui noi ci accorgiamo che sta succedendo qualche cosa. Quindi uno degli impegni di cui abbiamo bisogno in questo momento, per essere, come diceva Massimiliano, per essere presenti all'interno di una società in cammino, vuol dire capire da dove partono alcuni passi e dove vogliono andare, e all'interno di questo cammino cogliere le necessità, cogliere le attenzioni, cogliere le esigenze e trovare insieme, ripeto, insieme in comunità, insieme nel movimento, insieme con quello che ci circonda, quindi la presenza al nostro fianco, o meglio noi al fianco della Chiesa, la presenza accanto a quelli che sono gli organismi civili, la voglia, la volontà di confrontarsi, di cogliere il nuovo che nasce, e la voglia e il desiderio di fare parte di questo nuovo che nasce
nel bene, nella parte buona dell'uomo che nasce, nella parte che ci consente di essere veramente quello che lo scautismo ci chiede di essere, fratello di ogni scout e amico di tutti. Questo è quello che penso, spero che sia condiviso questo pensiero, perché nel lavoro che il Movimento ci propone questo protagonismo è forte. Se voi andate a prendere le indicazioni programmatiche che abbiamo licenziato proprio a Pompei, ci chiedono proprio questo, ci chiedono di essere attenti alla persona, ci chiedono di essere attenti agli eventi, ci chiedono di essere attenti a che cosa succede nella Chiesa e a vivere questi momenti, non soltanto a guardarli come osservatori, a starci dentro. Starci dentro vuol dire anche, quando io ero ragazzina si diceva bisogna sporcarsi le mani. Sì, starci dentro vuol dire anche sporcarsi un po' le mani, cioè vuol dire mettersi veramente a lavorare a questa plastica che ci si muove tra le mani, che è il momento che viviamo e che tocca anche a noi modellare, ma ci tocca davvero, non possiamo stare alla finestra. Grazie Vilma. Adesso vorremmo chiedere a Sua Eccellenza fargli una domanda abbastanza importante. Cioè, noi partiamo dal fatto che il tema della casa comune è stato un tema molto caro a Papa Francesco, no? E oggi effettivamente parliamo proprio di creato nelle nostre tre dimensioni. Noi ci sentiamo come persone del Masci, ci sentiamo, come diceva Vilma, un popolo in cammino, no? Che non vogliamo stare fermi, perché dobbiamo mettersi in gioco, perché dobbiamo sporcarci le mani, no? In questo caso. E non siamo mai arrivati a dire, qua mi fermo, no. Devo avere il coraggio di andare oltre. Camminiamo nel creato con il rispetto di questo dono che ci è stato dato e lo facciamo insieme. E lo vogliamo fare anche insieme alla Chiesa, perché ci aiuta a far fronte, no? Perché possiamo andare incontro al futuro senza paura, per diventare operatori e artigiani di pace in questo caso, ma anche artigiani del fare per il bene comune. Allora, come può la Chiesa rafforzare questo messaggio di aiuto a questo mondo così martoriato da guerre, da indifferenza, eccetera, sia nell'ambiente che nella vita quotidiana dell'uomo stesso, visto che parliamo di uomini e donne in cammino? Intanto saluto tutti e ringrazio per questo invito. La domanda credo che sia molto importante. Come può la Chiesa rafforzare il messaggio di aiuto in un mondo in sofferenza? Allora io partirei da quello che ritengo fondamentale per un cristiano laico impegnato come cittadino e come credente. E parto da questa idea, chiamando e considerando la natura come creazione di Dio. Perché dico questo? E in questo non c'è nulla di confessionale, ma lo stare con gli altri comporta anche una visione che permette, al di là delle scelte operative, sociali, economiche, giuridiche, di arrivare a fare un tipo di scelta economica, sociale, politica, giuridica. E allora nel momento in cui io considero la natura creato, io ho una cura particolare di quella realtà che non è solo un manufatto di fronte al quale mi trovo e
che comunque sia devo rispettare nel mio interesse, nell'interesse del momento storico che vivo e nell'interesse del testimone che io passerò alle generazioni successive. Tutto questo rimane, ma nel cristiano c'è una dimensione di religiosità che non è confessionalità, che è il senso della creazione, della creatura. Allora io direi, e sono grato per i testi che avete scelto nel momento di preghiera, sono anche grato per quello che Buttafuoco, il Presidente Buttafuoco ha detto all'inizio. Rileggiamo la Genesi. Io ho anche un po' una formazione teologica perché ho insegnato teologia. Un peccato della teologia, da metà del secolo scorso in poi è stato recuperato, questo gap, è che si incominciava a leggere la storia della salvezza con la figura di Abramo, col capitolo 11 della Genesi, dimenticando i capitoli precedenti e soprattutto dimenticando l'atto creativo di Dio che responsabilizza l'uomo e gli affida la creazione. Allora, non sto parlando in termini confessionali, sto parlando nei termini di una visione, di una idealità che ci motiva più degli altri nel fare delle scelte politiche, giuridiche, economiche che siano rispettose della natura che viene dalle mani di Dio. Allora, rileggere la creazione come un atto di amore e di intelligenza di Dio, le due cose vanno insieme, Quando io dico che Dio è amore, dico la verità, ma non la dico tutta. Io devo dire che Dio è amore e logos. E guardate che sono i testi giovannei che ci fanno dire, la prima lettura di Giovanni, Dio è amore. Ma noi sappiamo anche dal prologo che l'inizio del Vangelo di San Giovanni è in principio era il logos, il disegno, il progetto. Noi uomini abbiamo tradito e continuiamo a tradire il progetto di Dio. L'amore e l'intelligenza. Questo ci chiede il nostro essere cristiani. Non solo l'intelligenza, non solo l'amore, ma l'insieme di un amore intelligente perché il creato mi è consegnato dall'amore e dall'intelligenza di Dio, la sapienza di Dio. Allora, cogliere il vero senso, rispondo alla domanda, cerco di rispondere alla domanda, come può la Chiesa rafforzare il messaggio di aiuto a questo mondo martoriato sia nell'ambiente della vita quotidiana sia nell'uomo stesso, cogliendo il vero senso e le conseguenze del fatto che il mondo non è Dio, ma è stato affidato da Dio all'uomo. Vedete, la scienza nasce proprio da una lettura della creazione che fa dire: guarda che il sole non è una divinità, la lampada maggiore, guarda che la lampada minore, la luna, non è una divinità. E prima del cristianesimo il Dio Sole, la Luna. E questo comportava il fatto che l'uomo non sviluppasse una capacità di cogliere una sapienza nella creazione, ma dall'altra parte
Si è detto che il nostro Occidente si fa l'equazione, che credo non sia così scontata, dovremmo fare dei distinguo tra Occidente e cristianesimo. L'Occidente è sotto questione, è sub iudice, è contestato, perché l'Occidente ha sviluppato quello che poi è cresciuto nel mondo, nel bene e nel male. Il sistema democratico liberale nasce in Occidente. Atene, Gerusalemme, il nome di Dio, la persona, la legge, il popolo, Roma, le leggi, lo Stato, nel bene e nel male. Però quello che è stato detto al termine della preghiera che abbiamo recitato insieme, il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Ecco il rispetto, la custodia. Genesi 1,26. Genesi 2,15, coltivare e custodire. E poi prendiamo anche il libro di Daniele, soprattutto il capitolo 3, è molto lungo, ma prendetelo dal versetto 52 al versetto 90. È la lode della creazione, la luna, il cielo, la stella, le stelle, la pioggia, la brina, l'inverno, il caldo. E poi si arriva a parlare del popolo e dei sacerdoti. Ecco, questa capacità, no, che possiamo dare come cristiani di avere una consapevolezza che poi vive anche nel Salmo 104 che abbiamo recitato, che è proprio l'inno a Dio creatore. E poi, e mi fermo in questo primo tentativo di risposta, tutti ricordiamo il bel testo di Matteo 26, no? Gli uccelli del cielo, i gigli del campo. Ecco, io credo che un cristiano che medita la parola di Dio, e poi qui vorrei aprire una parentesi, ma l'apro solo, e forse c'è chi è più competente di me in questo, no? Ma la fisica moderna più mette a fuoco le strutture intime della materia, più scopre che la materia è un mistero e non è quella pesantezza che noi potevamo immaginare. Heisenberg, un nome noto, nel dialogo con i suoi amici, noi che abbiamo tanti complessi di inferiorità e nei confronti della cultura contemporanea, che nascono un po' dalla nostra ignoranza. Abbiamo paura di parlare di natura. Ebbene, Heisenberg non usa il nome natura, ma usa il termine la cifra originaria. Più vado dentro la materia, più scopro una cifra originaria e una bussola. Guardate che qui si aprono degli orizzonti in cui un cristiano laico ha una marcia in più. Grazie. Grazie Patriarca veramente della sua risposta. Bene, adesso manca uno e dobbiamo insomma farlo parlare giustamente, no? Allora, caro Angelo, adesso a te aspetta una domanda un po' più tecnica, no? Perché visto che sei il nostro tecnico in questo caso, no? E entriamo in una realtà anche legata un po' al futuro, no? Non bastano, ad esempio, noi stiamo vivendo un momento molto, molto faticoso nel mondo per questo spirito di guerra, di questo atteggiamento così di superiorità che tende a prevaricare uomini, donne, bambini anche.
E però dobbiamo fare i conti che abbiamo questo, ma abbiamo anche tanti problemi di origine ecologica, di origine ambientale, no? Lo vediamo tutti e coinvolgono proprio tutto il nostro pianeta, dalla desertificazione, dagli allagamenti, come in caso di Venezia, che purtroppo, poverina, abbiamo scelto apposta per ricordare anche questa cosa. Cosa possiamo fare noi, uomini e donne, ma soprattutto come adulti scout in questo caso, per alleviare i problemi della nostra casa comune? Non esistono ricette sicuramente, ma sicuramente delle buone pratiche. Tu potresti darci magari qualche idea in questo? Grazie Vania, buongiorno a tutti. Quando si parla di buone pratiche, in genere si parla di pratiche concrete, piccole, eccetera, e sono vere, quindi anche nel piccolo si risolvono tanti problemi, come la raccolta differenziata, voglio dire. Però da adulti non possiamo non avere uno sguardo più ampio, più integrale. Oggi il tema ecologia si intreccia costantemente con il tema economia. È lì dove c'è il punto nodale della questione. C'è un detto francese che io amo perché è sintetico, che è «C'est l'argent qui fait la guerre», e che si applica in tanti settori. Per cui, cercando di essere sintetici, direi che oggi la chiave, la sostanza, per cercare di dare una risposta concreta in buone pratiche deve partire sia dal basso ma anche dall'alto. Dall'alto vuol dire avere uno sguardo politico ampio, ovvero avere come obiettivo, almeno politicamente e anche eticamente, il passaggio da una società della competizione a una società della cooperazione. Già anche la natura stessa ce lo insegna. Darwin non ha detto che prevale il più forte, prevalgono gli elementi naturali che sanno collaborare, anche all'interno della foresta, del bosco. Potrei fare tanti esempi, quindi non è un elemento che prende il sopravvento su altri, ma quello che riesce ad adattarsi, a cambiare, a collaborare con quello che gli sta intorno. E questo anche noi dovremmo impararlo, ovvero la scienza ci sta dicendo, ci sta dando tante informazioni di come il mondo cambia, come la natura sta cambiando. Quando facciamo le nostre uscite, andiamo in montagna, lo vediamo, al mare lo vediamo, no? Se abbiamo foto che abbiamo fatto da giovani scout, le paragoniamo con quelle che facciamo in questi giorni, quando andiamo in montagna vediamo i ghiacciai che sono neanche la metà, vediamo il mondo che trasforma. E questo quindi non si tratta di dover giustificare o rimotivare i cambiamenti ambientali o climatici. Si tratta a questo punto di dire che fare, come fare, quali dare le priorità. C'è un aspetto della natura che è chiaramente fisicità, corporeità, elementi naturali sui quali dobbiamo rispondere. A volte si può rispondere in modo efficace o risolutivo, altre volte un po' meno, con degli aggiustamenti. Però è il percorso che conta, l'obiettivo è arrivarci con gradi, quindi sotto questo aspetto l'economia è importante. Vediamo gli scenari di questi giorni, quali sono gli interessi che muovono, quelli che sono stati eletti da leader, ma sono leader molto individuali, individualistici, dove si vede chiaramente anche gli altri stati spesso sono a disagio di fronte a esternazioni dove gli interessi quasi individuali di alcuni leader mondiali di paesi enormi così prendono la prerogativa di dire agli altri cosa fare. E condivido pienamente, senza ripeterlo, il discorso del premier canadese. Hanno un ruolo anche gli stati deboli, hanno un ruolo anche chi non è il capo assoluto della politica mondiale, ma anche gli stati intermedi o più deboli. E noi come cristiani questo lo capiamo benissimo, o dovremmo capirlo, perché la nostra bandiera è un crocifisso, non è un vincente, non è un vincitore assoluto, è una persona che ha fatto così, del dono per gli altri la sua missione, fino al gesto estremo, no? Paolo lo dice: quando sono debole che allora sono forte, non è che sono nessuno. Quindi questi elementi di politica, tra virgolette, più debole deve trovare un suo consenso, una sua esternazione.
Ecco, quindi il mondo degli adulti, Caravagna deve confrontarsi col mondo degli adulti. È vero il concetto che bisogna insegnare anche ai bambini cos'è l'ambiente, eccetera, l'educazione ambientale ha il suo ruolo, però noi non possiamo esimerci. Ognuno di noi, come diceva anche Sua Eminenza, nell'ambiente politico dobbiamo fare i laici che esprimono chiaramente in un modo così perentorio quelle che sono le nostre posizioni, la conoscenza e l'etica. L'etica vuol dire esprimersi nei comportamenti e quindi dare una gerarchia a dei valori, quindi a perché una cosa e non un'altra. La nostra strada è diversa da quella di altri. Possiamo fare anche nomi e cognomi volendo, non avere difficoltà, però questa strada diversa ha le sue motivazioni nel avere una società che si fonda su una cooperazione e non sulla competizione, dove ha la sua trinità nel capitale, impresa, mercato, ha un Vangelo che è la competitività, ovvero il più forte, e il punto di salvezza è il profitto, la crescita illimitata o la tecnoconoscenza, che non è l'intelligenza artificiale, è la supremazia tecnologica, che è altra cosa. Perché a mio parere l'intelligenza artificiale è uno strumento di analisi, è uno strumento di valutazione, è uno strumento di studio, dove mette insieme informazioni e le analizza. Certo, non bisogna avere la capacità di manipolare queste forze moderne di analisi e di risposta. Anche ChatGPT adesso ha imparato, dice: ma vuoi un'informazione sulla tua salute? No, chiedi al medico. Quindi anche loro stanno facendo questi passi, quindi non danno risoluzioni facili o immediate. Però l'importante è entrare nel rapporto degli adulti. Facendo un passo più basso dall'economia mondiale a quella nostra, noi siamo chiamati a confrontarci con quelle che sono, per esempio, le pianificazioni del nostro territorio, il piano di governo del territorio, il PGT, le scelte di come gestire il territorio. È una gestione degli spazi, per esempio. La pianificazione dice quale spazio do all'edificazione di un certo tipo, industriale, residenziale, eccetera, o al verde o agli spazi comuni. Sono il linguaggio adulto della organizzazione sociale, e lì bisogna trovare delle priorità, a dei bisogni. Il bisogno di residenza piuttosto che il bisogno di aree di socializzazione, di verde, di rispetto della natura e così via. Quindi il mondo degli adulti si confronta a livello di economia, di politica e poi di buone pratiche, quindi anche comunità che poi fanno piccoli progetti sono importantissimi. E ce ne sono tanti, abbiamo visto negli anni passati a raccogliere iniziative e pubblicare tante iniziative di buone pratiche urbane, del paesaggio e naturali, però ecco, è questa la strada, quella di trovare delle risposte e avere il coraggio nel mondo degli adulti. Chiudo ricordando il punto, mi pare 3, che sia degli indirizzi programmatici, e lì è un punto importante. C'è un titolo del capitolo nostro degli indirizzi che è titolato Libertà e responsabilità. Inizia dicendo la crisi dei valori, eccetera. Ecco, io avevo fatto la richiesta di cambiare quel tema perché non possiamo giudicare sempre gli altri in crisi e noi quelli che hanno il verbo. No. Oggi esiste la libertà e si agisce come laici, come credenti, in un mondo dove anche gli altri sono liberi, hanno i loro valori, ma non possiamo dire che non li abbiano. Quindi oggi il gioco dell'educazione degli adulti, a vari fini, l'impegno politico, essere credenti, lo si svolge in un ambito di libertà degli altri. Questa libertà è l'elemento in cui siamo chiamati a dialogare per l'ambiente, per la Chiesa e anche per l'educazione e i comportamenti. È vero che sono anche valori diversi, noi possiamo anche chiamarli non valori oppure dubbio, però hanno comunque delle priorità interne, ogni persona, ogni gruppo ha le sue scelte, ha i suoi valori profondi. Ecco, questa è la libertà degli altri con i quali siamo chiamati a dialogare e costruire delle proposte. E nell'ambiente lo è a maggior ragione a livello locale, a livello intermedio, a livello nazionale. Grazie, molto esaustivo, no? Cioè, ma è molto chiaro.
Va bene, io mi aggancio al discorso che ho fatto prima, che abbiamo parlato prima di Venezia, no? E volevo leggere uno spezzone, adesso non mi ricordo da dove l'ho tratto, scusate, ma le nozioni sono talmente tante che qualcosa forse mi sono persa per strada. Allora, il creato non è una proprietà di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento, né tantomeno è proprietà solo di alcuni, di pochi. Il creato è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, e questa domanda la rivolgo direttamente all'eccellenza del Patriarca. È un dono meraviglioso che Dio ci ha dato perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, come diceva appunto Angelo, sempre con grande rispetto e gratitudine. Io volevo farle una domanda che può anche sembrare un po' sciocca, però a me piaceva questa cosa di fargli questa domanda, perché non avrò mai più l'occasione di fargliela. Allora, ponendoci partecipe del suo sentire come uomo e non solo come patriarca, come sacerdote, come uomo di Dio. Lei che vive in Venezia, è città straordinaria, invidiata da tutto il mondo, ma molto fragile di fronte anche all'impetuosità dell'acqua che ogni volta deve fare i conti, no? Vivendo poi in San Marco, mi sembra, o vicino a San Marco, adesso non so di preciso dov'è la sua casa, quando apre la finestra di casa sua e vede questa opera d'arte, questa città così bellissima, come dicevo prima, invidiata, sommersa da acque sempre più insidiose e sempre più impetuose. Lei, come uomo, cosa pensa e poi come si rifà al fatto di essere un portatore della parola di Dio? Allora sì, io abito proprio guardando la Basilica di San Marco a sinistra, quell'edificio che a Venezia, e a me ha lasciato un po' perplesso quando sono venuto la prima volta, si chiamava Lei starà nel Patriarchio. Ho detto, ma dove sarà questa zona, questa località, no? Poi è quel palazzo che è attaccato alla Basilica di San Marco, quindi molte volte mi capita di affacciarmi alla finestra e di vedere un po' quello che so essere un dato, no? Cioè che 28 milioni di persone ogni anno vengono a visitare Venezia. Siamo secondi solo a Roma, che mi pare ne faccia 35, però lei calcoli che Venezia sono 2 quartieri di Roma. Mm-hmm. Ecco, quindi gravita questo numero di persone in una città in cui io colgo 2 cose, l'azione, l'opera di Dio, il bello di Dio, e dall'altra parte il bello come opera dell'uomo, perché Venezia non è solo il bello della creazione, della natura, del mare, della laguna, della biodiversità. È affascinante Venezia in autunno, è bella nelle giornate belle d'inverno, fredde, terse, no? Però è anche la città del bello umano. Una volta ho dato, come si dice, possesso canonico a un parroco e gli ho dato 2 o 3 chiese, no? Gli ho detto: sappi che in certe zone d'Italia la cattedrale non è simile alla tua chiesa. Quindi è una sintesi, questo lo dico perché ci fa fare un esame di coscienza grosso. Come usiamo di Venezia? Come trattiamo Venezia? E allora qui subentra qualcosa che il professor Vavassori prima ha detto, no? E che io dico, ma io guardo Venezia con lo sguardo dell'uomo economico, perché Venezia è un affare. Guardo Venezia con lo sguardo dell'uomo ludico che si vuole divertire.
o guardo Venezia con lo sguardo dell'uomo responsabile, cioè rispetto a un fatto fondamentale, perché quando manca il rispetto capiamo cosa succede ai nostri telegiornali, i femminicidi quotidiani purtroppo, i nostri giovani protagonisti di cose che non vorremmo fossero protagonisti, ma poi la politica internazionale, dove non c'è rispetto, che poi è chiaro non è una categoria geopolitica, no? Ma quando io mi permetto di trattare degli stati sovrani in un determinato modo solamente perché hanno meno testate atomiche di quelle che io ho, o di missili supersonici, è la fine di tutto. Homo homini lupus, Hobbes, e dice ci vuole un contratto sociale perché se no ci si divora. Ma il contratto sociale, noi sappiamo che le leggi servono non per chi le vuole aggirare, perché le aggirerà sempre, anche a livello di politica internazionale. Infatti non esiste più purtroppo in questo periodo un diritto internazionale. Ma la legge è fatta per le persone di buona volontà, che siano aiutate, che si lavori per il bene comune. Ecco, ma questo comporta che io rispetti che cosa? La mia città. E prima di tutto che io pensi che la città è città e non è un affare economico e non è un luogo di divertimento e basta. Allora io torno alla parola di Dio perché sento oggi di dover un po' trattare in questi termini, visto che ci sono esperti di altri ambiti, no? Ma ci ricordiamo chi è il fondatore della prima città, secondo la Bibbia? È un certo Caino, che è anche il primo omicida. Sì, vero. Che ebbe un figlio Enoch, fondò una città e la chiamò Enoch. Genesi 4,17. Poi vi faccio un'altra domanda. Qual è l'ultimo libro della Sacra Scrittura? L'Apocalisse. E qual è l'ultima scena dell'Apocalisse? La città che scende da Dio. Nella città si gioca l'umano. Allora la domanda che io pongo e mi pongo quando mi affaccio dalla finestra dell'appartamento del patriarca: dov'è che nasce la città? Dal cuore dell'uomo. Ecco perché è importante la politica. Perché la politica si occupa del bene comune. Ecco perché la politica è fondamentale, perché richiede competenze. Competenze perché poi la politica è l'alternativa ecologia o economia, e forse questa diatriba, questa alternativa non è giusta. Io sono genovese, da quando sono bambino sento parlare dell'Ilva di Cornigliano, dell'Ilva di Taranto, dove arriviamo alla scelta improponibile: o la salute o il lavoro. Allora, prima ci stanno delle scelte per cui io devo scegliere una città. Che città? Costruttore della prima città è l'omicida. L'ultima immagine della Bibbia è la città che scende da Dio, adorna come una sposa per lo sposo. Allora è il cuore dell'uomo il vero cantiere
dove si costruisce la città, dove poi confluiscono le competenze urbanistiche, economiche, legislative, però è il cuore dell'uomo. Ecco, noi dobbiamo tornare proprio a pensare questo. La guerra in Ucraina, la guerra a Gaza e la guerra in 60 altri posti del mondo dove si sta combattendo delle guerre che noi neanche sappiamo che esistono, semplicemente perché hanno meno importanza sul teatro geopolitico rispetto all'Ucraina e rispetto a uno Stato che non nomino, ma capite qual è, esporta democrazia solamente quando ci sono interessi economici. Da altre parti, dove manca la democrazia, non ci pensano minimamente a esportare la democrazia, a parte il fatto che la democrazia non si esporta, no? Però se vogliamo seguire fino a un certo punto il ragionamento. Allora, guardate, noi possiamo avere in mente una città come, aiutatemi, Las Vegas, piena di casinò. Possiamo avere una città come l'aveva in mente San Basilio, padre della Chiesa. E questo mi fa piacere perché, vedete, San Basilio è uno dei grandi teologi dell'antichità, è uno di quelli che insieme a Gregorio di Nazianzo crea la visione teologica trinitaria, ma insieme cosa fa? E questo, guardate, mi soffermo su questo punto perché è importante. Le Basilidi, il primo ospedale costruito in Oriente è costruito da San Basilio. E l'ospedale è il luogo dove si cura, si prende cura, non si guarisce. Un medico non può prometterti di guarire, ma di curarti. Allora è il cuore dell'uomo. Ma per non fare una scelta semplicemente religiosa, ma anche una scelta politica, noi dobbiamo anche avere un progetto. Quale città? Una città senza piazze, perché sono inutili, no? Le piazze e i giardini, dove i bambini si incontrano, dove i bambini giocano, dove i bambini incominciano a solidarizzare, dove il bambino bianco incontra il nero, in quello che è la cosa più normale per il bambino, giocare, e si incomincia a rispettare l'altro rispettando le regole del gioco. Una città senza campane. Guardate che i totalitarismi si sono affermati nel secolo scorso da parte di stati. Il realismo sovietico, Stalin, il comunismo e il nazismo, dove lo Stato era un assoluto, non c'era qualcosa che andava oltre lo Stato. Lo Stato era il criterio ultimo, era l'etica, era la legge, era l'economia, era il bene. Ecco perché Dio è il primo grande richiamo alla democrazia. San Basilio costruisce gli ospedali ed entra in relazione con i più fragili perché mette a fuoco il tema di Dio come relazionalità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi ci sarà Agostino in Occidente che elabora il trattato sulla Trinità, ma prima ci sono i Cappadoci e c'è Basilio, dove Dio è relazione, dove Dio è nome, dove Dio non è un numero. I numeri sono i campi di concentramento di Auschwitz. Ecco, la città, pensare al bene di una città a partire dall'idea che noi abbiamo di città. Perché vedete, quando io ho provato a fare incontri, dialoghi, e il discorso si ferma solamente a questioni giuridiche, a questioni politiche, a questioni... non è che si facciano tanti passi in avanti, Bisogna avere uno sguardo e una visione che tenga conto di tutto. Per questo io all'inizio del mio primo intervento ho detto Dio non è solo amore, è anche logos, è progetto. Noi dobbiamo immaginare una società che cammina, sostenibile, ma sostenibile non a partire dai più ricchi che sono sempre più ricchi e sono sempre di più,
ma a partire da un concetto di comunità umana. Ottimo, grazie, veramente, fantastico, non ho parole da aggiungere. Beh, andiamo un po', sentiamo Vilma cosa ci può dire ancora, no? Allora, Vilma, noi siamo scout fondamentalmente, no? Ci portiamo dietro il nostro bagaglio di associativo per chi è stato in associazione, per chi invece ha scoperto lo scoutismo durante la propria vita, no? Il nostro essere scout ci porta ad essere attenti a questo argomento, perché ce lo ricorda anche la legge scout, no? Gli scout amano e rispettano la natura. Una domanda: il movimento come si sta muovendo in questo momento e come si muoverà andando avanti? Allora, prima di risponderti, permettetemi di ringraziare. Posso chiamarla Don Francesco? Perché grazie davvero per le cose che ci ha detto, che seguono quella linea di esserci, di abitare il momento storico, la realtà che viviamo. Per rispondere a questa domanda io ero partita da quello che ha un po' guidato il ragionamento che ha portato poi alle indicazioni nazionali, perché il movimento questo ci ha consegnato come strada da percorrere, che era un po' l'attenzione all'ecologia integrale di Papa Francesco, alla cura della casa comune, non soltanto intesa come ambiente naturale, ma come tutte le cose che ci ha detto adesso Monsignore, che parla di giustizia sociale, di dignità della persona, di legame forte tra uomo e creato inteso come responsabilità proprio. Quindi di lì sono partite le riflessioni, di qui anzi sono partite le riflessioni che hanno poi portato a individuare il nostro indirizzo programmatico. Il movimento cammina su quelle gambe in questo momento, cammina su quelle gambe che sono gambe intanto di speranza, perché al primo sguardo che ci viene, o meglio, prima ancora di proporci di lavorare sugli sguardi, di cui poi la speranza è uno sguardo particolare, ma c'è un'introduzione che ci dice veramente qual è l'atteggiamento da utilizzare per applicare poi le proposte che seguono, che è quello di avere occhi di speranza. Avere occhi di speranza che guardano lontano, che abitano il presente e guardano il futuro, ma avere anche occhi nuovi, occhi che non sono quelli del abbiamo sempre fatto così, occhi che non sono quelli del ma io la penso così e quindi così va bene, occhi che non sono quelli del qual è il mio interesse o anche non così egoistico, tra virgolette, legato al mio personale, ma qual è il meglio per la mia situazione, la mia comunità, la mia famiglia o altro, ma occhi che sanno andare avanti, sanno guardare oltre questa situazione con l'occhio del dire non soltanto qual è il bene oggi, ma che cosa posso fare per costruire il bene di domani, quindi occhi nuovi in questo senso. Quindi il tema della speranza, il tema dell'unitarietà della persona, nelle cose che ci sono state dette sia da Angelo che da Monsignor Francesco, veramente il tema del pianificare, che è anche il tema del pianificare le nostre azioni, ma di essere coerenti con noi stessi. Una delle situazioni io penso più facili da vedere guardandoci intorno, sono tante belle parole e azioni divergenti. Tante belle parole che sono anche edificanti, ma che poi si traducono in azioni che, in maniera a volte sconcertante, producono effetti contrari, non solo, ma vanno in direzione estremamente contraria. Allora l'attenzione all'unitarietà della persona, l'attenzione a essere coerenti con se stessi, l'attenzione a professare ciò che davvero si crede e a vivere ciò che davvero si crede, oppure
a essere coerenti all'inverso, ad andare a cercare realmente che cosa ci muove nel fare determinate cose. E quindi questo essere, diciamo così, una cosa sola con noi stessi, in modo da poter sempre rendere conto in maniera chiara delle nostre azioni, di poter sempre essere ragionevoli rispetto a quello che ci viene chiesto in base a quelle che siamo veramente dentro. Se veramente dentro siamo seguaci di Cristo, se veramente dentro siamo scout, questi devono essere i punti di partenza delle nostre azioni e deve esserci coerenza. Poi abbiamo lo sguardo che si rivolge all'altro. Non posso guardare sopra alla testa di chi mi sta a fianco, non posso ignorare le esigenze di chi mi sta a fianco, ma non posso neanche ignorare le esigenze e non guardare negli occhi metaforicamente quelli che mi sono lontani. Quelli che mi sono lontani in molti modi, perché si può essere lontani per via dello spazio e del tempo, ma si può essere lontanissimi anche con la persona che abbiamo vicino quando decidiamo che non vogliamo entrare in relazione oppure decidiamo che addirittura vogliamo entrare in conflitto, perché quegli occhi nuovi di cui parlavo prima non ci aiutano a vedere qualcosa di diverso nella persona che ci troviamo a fianco. E quindi il rispetto, l'attenzione e la cura dell'altro inteso in una maniera più ampia. Abbiamo il tema che richiamava Angelo prima, libertà e responsabilità. Non sono scisse le due cose. La libertà non viene mai senza responsabilità e la responsabilità non può mai essere agita fino in fondo se non nella piena libertà. Credo che l'andare a leggere sotto la parte generale di introduzione di questi temi che vi ho elencato adesso, ma che avete già letto tutti, io sono convinta che le vostre comunità hanno già cominciato a lavorare addirittura su queste tematiche, ci sono anche le varie strade, le varie vie che sono state tracciate e lì si trova una ricchezza veramente ampia di possibilità, di azioni, di impegno su cui cominciare a camminare. Sono state dette alcune cose che secondo me devono accompagnare le nostre riflessioni, perché come posso dire, quando si parla di pianificazione di priorità, anche all'interno del nostro lavoro come adulti scout che vivono una comunità, che vivono e abitano una porzione di storia, una porzione di creato, noi dobbiamo comunque dedicarci anche a costruire delle buone pratiche, costruire delle buone abitudini, costruire delle buone situazioni che ci consentano di vivere queste cose di cui stiamo parlando. Questo significa anche impegnarci nella formazione. Nessuno di noi nasce imparato su certe cose e nella realtà di oggi la formazione di ciascuno di noi è estremamente importante perché non siamo giovanissimi, quindi ciascuno di noi ha un suo percorso di formazione, ciascuno di noi ha una base di tipo culturale ma anche di formazione pratica poi, ma noi abbiamo bisogno di non andare lontano, sicuri, o meglio lo dico in maniera diversa, abbiamo bisogno di non pensare di poter andare lontano, sicuri di quella che è la nostra formazione di base o comunque di quella che ci siamo costruiti e non accettare di continuare a formarci anche in quelle che sono gli strumenti, la tecnica, le nuove scoperte di oggi. Non è l'idea di fare i moderni, tra virgolette, è l'idea di capire un mondo che ci circonda e che ormai vive con delle situazioni, delle attenzioni, delle dinamiche che se non entriamo in questi meccanismi di formazione andiamo a perdere. Quindi una lettura trasversale di quello che sono le nostre indicazioni programmatiche con i punti che vi dicevo prima ci invita anche proprio a dire per vivere fino in fondo queste cose
io devo fare un passo in più, mi devo formare, devo studiare un pochino in qualche modo e devo provare a entrare in relazione anche con quelle che sono le cose che ci sembrano un po' ostiche. Dico delle cose che sembrano molto semplici, ma che sono alla base veramente di una capacità di abitare la realtà in cui noi viviamo, che è quello che il movimento oggi ci chiede. Poi lo traduciamo in tanti modi, lo traduciamo nella presenza in varie situazioni, lo traduciamo nell'impegno, lo traduciamo nella dimensione quotidiana del servizio che lo scautismo ci chiede, che non è l'azione di volontariato, quella è una cosa diversa, noi facciamo tante azioni di volontariato, ma quello che deve legare queste attività di volontariato che facciamo è la dimensione di servizio che lo scautismo ci chiede, servizio che vuol dire essere sempre pronti, no? Lo ricordate, le stote parati? Vero. Sempre pronti vuol dire essere sempre pronti alla chiamata di chi o di che cosa ci sollecita ad un impegno. Credo che i tempi odierni siano ricchi di queste sollecitazioni, queste, diciamo così, queste visioni, questi sguardi particolari che sono stati segnalati nelle indicazioni programmatiche sono solo, diciamo così, delle lampadine accese su dei percorsi, su delle vie, su delle strade su cui camminare, ma sono delle lampadine che non possiamo accendere e spegnere alternativamente. Oggi mi occupo dell'unità della persona, domani mi occupo dell'altro. Cioè è una visione generale nella quale dobbiamo imparare a far ruotare e sistemare in incroci costanti tutte queste attenzioni. Quindi questo è quello che il movimento cerca di fare oggi, potenziando, direi, il percorso della formazione, cercando di dare diciamo così, una compattezza maggiore ai percorsi di formazione a livello nazionale, proprio con l'intento di andare a cercare sempre di più il nostro modo come persona, come comunità, come scout, di abitare questa realtà e di guardare al futuro per traghettarla, questa realtà non in esportazioni di democrazia o di altre sicurezze che noi abbiamo, ma con l'unica certezza che abbiamo davvero e che abbiamo la responsabilità di portare, senza portarla alla distruzione possibilmente, ma di portare in un futuro sempre migliore quel creato di cui noi siamo parte integrante. Non siamo padroni, non siamo coltivatori, siamo parte integrante e credo che gli eventi naturali che ogni tanto ci colpiscono e che andranno sempre più a evidenziarsi ci ricordino che non possiamo fare a meno di queste interazioni, di considerarci parte e di avere il dovuto rispetto per quest'altra parte molto più grande di noi che ci circonda. Io credo che il movimento con queste indicazioni programmatiche abbia fatto un passo in questa direzione, cercheremo di portarlo avanti in questi anni, insieme a tutti voi, perché come dicevo prima da soli non si va da nessuna parte. Chiaro, questo è un messaggio subliminale che ci dice che dobbiamo prepararci. Sì, ai vari corsi e campi magari ai quali siamo magari tenuti a prendere in considerazione per la nostra formazione. Angelo, tu sei uno studioso, no? Noi sappiamo che il tuo percorso preuniversitario, eccetera, sei una persona molto, molto impegnata, sei stato anche in America, cioè hai una formazione proprio molto, molto importante. Questo argomento è un argomento un po', penso, spinoso per uno studioso, no? Perché deve fare i conti non solo con lo studio, no? Sul tuo impegno come persona impegnata nel affrontare i problemi, ma prima di tutto mi viene spontaneo pensare, tu, Angelo, adulto scout, uomo, devi fare i conti con lo studioso e con le problematiche che il tuo studio ti porta. Come potresti illustrarci il tuo sentire in questo ambito, Il mio sentire, ma te lo posso dire in 2 parole: fiducioso e vigilante. Bellissimo.
nel senso che bisogna avere fiducia in chi fa ricerca, in chi studia, chi mostra una conoscenza della realtà, no? La realtà, almeno uno scienziato, uno studioso, un professionista, ha a che fare con cose molto pratiche all'interno di una città o altro, quindi l'importante è avere questa fiducia che i dati, i lavori che stiamo facendo abbiano il loro fondamento. Però insieme non ci può essere anche, ci deve essere anche la vigilanza, un'attenzione, questa luce che deve esserci sia sulle informazioni che sulla scienza. Come scout diciamo questa cosa è abbastanza sperimentata, lo scoutismo mi ha dato molto sotto questo aspetto perché insegna a fare unità delle tre dimensioni più importanti un po' della nostra vita, che è diciamo il lato fisico, no? Fisicità. Lo scoutismo insegna a coltivare e a costruire questa macchina che è il nostro corpo e resa per un servizio, cioè non a fine così individuale ma per gli altri, quindi anche la mente, la razionalità, le riflessioni aperte per poter costruire poi una gerarchia di valori, cioè sempre una cosa più importante e meno importante alla fine, e più si va verso l'età adulta dovrebbe portare, come già facevano i nostri antichi, portare in priorità quello che faccio per gli altri piuttosto che faccio per me stesso. Infatti il passaggio dall'età giovanile all'età adulta ci insegna questo, quello di non penso più a me ma dovrei pensare a quelli che stanno con me per essere per gli altri. Ecco. E in terza dimensione è una dimensione spirituale. Spirituale vuol dire che anche dentro di noi, quando noi stessi siamo la compagnia nelle nostre solitudini, come diceva prima il direttore della Biennale, no? Noi siamo un po' compagnia noi stessi, abbiamo una certa spiritualità profonda. Ed è parte di noi. Noi a volte pensiamo che la spiritualità sia un appannaggio solo o delle religioni o altro. Non so cosa ne pensi il patriarca, ma credo che anche la dimensione umana abbia una sua profonda spiritualità, un animo, adesso non so, qualcuno lo chiama profondo, altri lo chiamano inconscio, però già quando ci troviamo a fine giornata o durante un cammino che non si parla con gli altri a riflettere, già quello è uno spirito interiore, oppure quando arriviamo a una meta e vediamo lì c'è una dimensione spirituale. Che tra l'altro adesso non faccio pubblicità solo alla rivista, nell'ultimo numero che doveva già essere arrivato ma sta arrivando sulla spiritualità scout, c'è spiritualità, umanesimo e scoutismo, perché fa parte dell'umanesimo anche, almeno l'umanesimo integrale nostro, il nuovo umanesimo cristiano, una dimensione spirituale che raccoglie e cerca di fare unità e consapevolezza della parte fisica, della razionalità, eccetera. E questi elementi sono stati importanti per me nel costruirmi e soprattutto in una fase della mia vita che è stato dedicato insieme ad altri all'ambiente, e abbiamo voluto dire ma pensiamo anche a educare all'ambiente quando ancora negli anni 70-80 nessuno ci pensava. Ecco, lo scoutismo è stato pioniere e profeta dell'educazione ambientale. E con questo mi permetto di mostrarvi due slide, perché credo che la storia sia importante. Ci voglio fare memoria storica e un percorso di quello che abbiamo fatto, quello che ci aspetta, e anche i risultati di quello che abbiamo fatto, che non sempre sono positivi. Mi sposto un attimo qui per mostrarvi due slide che ricorda... Adesso vediamo, scusa gli occhiali. Ecco. Grazie. Ecco, quello che abbiamo fatto deve essere sempre di insegnamento, indipendentemente che sia positivo o negativo. Allora, vediamo. Proprio domenica scorsa ci lasciava un nostro grande fratello, un amico e anche un maestro. Con lui ho fatto tanta strada. Forse molti di voi lo conoscono, Franco Lafferla, e insieme abbiamo cominciato a riflettere su questo tema.
e il passaggio da quella che è la natura all'ambiente, questo negli anni 90, quindi 80. E abbiamo costruito dei percorsi e purtroppo questo, diciamo, pionierismo o altro, ho avuto modo poi di confrontarmi con lui negli ultimi anni. Adesso qua lui dice, sembra perso il passaggio dalla natura all'ambiente, prevale un ritorno ad altro. Per cui lui dice, è stato uno sforzo molto importante, però non ha dato i risultati attesi. Chiaramente lui faceva questa analisi dicendo i risultati che abbiamo avuto nel nostro impegno ambientale non sono quelli attesi, sono più di insuccesso che di successo. Non sappiamo riuscire a dare una risposta. Il creato è sempre inteso come altro da sé, sì, è vero, è un dono di Dio, però è una cosa esterna, anziché sentirla parte di noi e noi parte di esso, sembra comunque un dato. E così attraverso uno scautismo a volte riveduto corretto che non si vuole correggere. Lo scautismo sembra un dato di fatto e immodificabile, invece dobbiamo essere più aperti. Ovvero non era un ripensare il metodo dello scautismo prendendo parte della natura, cioè applicare allo scautismo una variante ambientalista. Non era questo che si voleva fare. Ma piuttosto si trattava, e si tratta ancora adesso, e fa parte anche del nostro impegno, quello di cambiare lo scautismo. BP non ci ha dato uno scautismo perché fosse sempre lo stesso, ci ha dato una pista, ci ha dato un fondamento, però ha bisogno di essere attualizzato, c'è bisogno di ridare dei linguaggi nuovi. Quindi dobbiamo cambiare lo scautismo e riportare, cercare di vedere come attualizzare, come identificare questo passaggio dalla natura all'ambiente e oggi alla sostenibilità. Peraltro sostenibilità non parla del creato. Il termine sostenibilità, sustainability nato, è una categoria del tempo, di durata. Una cosa è sostenibile se nel tempo dura, ha la sua capacità di dover sostenere una durata nel tempo per le leggi e le norme, quindi è una categoria temporale, quindi non deve essere un mordi e fuggi o un consuma e abbandona, deve avere al suo interno una sua categoria di capacità di durare nel tempo, anche come scelta sociale, come organizzazione, eccetera. E poi parlando anche di MASCI diceva, quindi per il MASCI occorrono opportune riflessioni e modificazioni, in particolare per adulti scout diventa primaria una educazione ambientale strettamente legata all'impegno politico e all'ambiente, eccetera. E prendo questo come messaggio di Franco, dove ci dava un po' questa lettura del mondo, non diciamo, l'interazione, scusate, non una sovrapposizione ambiente-società che a volte ci propongono, no, cioè tutte queste realtà sono dentro il tema ambientale. Dentro, quindi la società, l'economia, tutti noi, è contenuta nella casa comune che ho cercato di dirci Papa Francesco. Difatti quel testo parla sì di ambiente, di scelte, però tantissimo di politica e di economia, quindi è una cosa proprio completa. E questa immagine credo che sia la sua interpretazione migliore. Per poi arrivare, come dicevo, a una società della condivisione dove vi sia sobrietà, il senso del limite, un'empatia, l'etica della cura, una gratuità, il primato del dono, ci sia una comunità, il primato del bene comune e la centralità della biosfera come capacità di sostenerci. Ecco. Questo è il ricordo di Franco Laferla e del percorso dello scautismo per l'educazione ambientale. È un'eredità, è una cosa da prendere e da riportare avanti. Il MASCI, da quando io sono entrato un po' al Consiglio nazionale 12 anni fa, oggi è cambiato moltissimo e cambierà ancora molto, però non dobbiamo spaventarci di questi cambiamenti, perché il cambiamento è l'anima dell'educazione, se uno non cambia, difficile il movimento. Quindi si tratta da parte nostra non sentirci a disagio in qualcosa che cambia, che si trasforma, ma piuttosto sentirci identificati, motivati, il perché lo facciamo in questo cambiamento. Ogni cosa è piuttosto instabile, è vero, noi adulti più le cose sono stabili, tranquille, più ci sentiamo rassicurati, ecco.
Invece diciamo che il cambiamento è il nostro destino, è il destino di tutti, quello che le cose cambino. Dobbiamo solo significare, dare senso a questi cambiamenti in un percorso, in una strada che ci porta all'obiettivo, come cristiani alla libertà e alla salvezza, come uomini a una serenità e felice interpretazione della vita, e come scout quello di cercare di lasciare un po' il mondo come un pochino meglio di come l'abbiamo trovato. Questo è per cui non abbiamo paura di sbagliare, di avere insuccessi, perché la strada nostra è stata piena di insuccessi, compresa questa. Anche persone serie, importanti, bravissime come Franco e altri hanno lasciato il segno, e non possiamo dire che abbiano fallito, hanno lasciato dei segni importanti e noi stessi siamo chiamati a lasciare delle tracce e una direzione. Grazie. Grazie Angelo. Adesso volevo fare un po' di riferimento. Noi usciamo da poco da un'assemblea nazionale, no? Dove il nostro tema era il sogno, i sogni per il futuro, no? Cosa vogliamo concretizzare nel nostro futuro. E vogliamo chiedere alla nostra carissima amica, abbiamo appunto appena vissuto l'assemblea nella quale sei stata eletta, no? A gran voce per di più, no? E abbiamo condiviso sogni, il nostro tema era condividere sogni per costruire un nuovo futuro, un nuovo domani. Ora hai un ruolo molto importante come all'interno del MASCI, sei la Presidente, un Presidente che ha preso in mano un testimone importante lasciato da Massimiliano. Ora che hai questa guida siamo curiosi di sapere, perché non abbiamo avuto il tempo in assemblea di chiederglielo, no? Ma allora lo facciamo qui. Il sogno che tu hai, e ve lo chiederò anche a voi due, Monsignor Francesco, mi permetto anch'io di chiamarla così, che è un po' più semplice, se me lo permette. E ve lo chiederò anche a voi il vostro sogno. Grazie. Sì. Allora, intanto prima del sogno è un ruolo importante, ma non è un ruolo solitario, e questo deve essere, credo che sia molto importante ribadirlo, perché non esiste un presidente del MASCI che fa e disfa. Il presidente è veramente un ruolo di coordinamento, un ruolo di rappresentanza, non nel senso di far vedere o altro, ma di portare i valori del movimento dove siamo chiamati ad essere, quindi perlomeno per me è questo. Ed è anche il far sentire vicino tutto il movimento attraverso le persone che incontra o altro. Quindi nella mia testa c'è soprattutto un discorso di reale disponibilità alle regioni, alle comunità, ai singoli, cioè sono lì a fare un servizio, non sono lì per un incarico onorifico o altro. Non è questo il mio modo di pensare la presidenza, il mio modo di pensare è quella che vi stavo dicendo, cioè è un ruolo di servizio, come posso essere utile intanto al Consiglio nazionale, poi attraverso anche le attività con il comitato esecutivo, poi alle regioni, poi a ogni singola comunità e poi a ogni singolo adulto scout. Quindi un ruolo che per quanto mi riguarda rientra in quella disponibilità al servizio che dicevo prima. Ho fatto lasciare intenzionalmente la slide, una delle slide che Angelo ci ha mostrato, perché se riesco a leggerla anch'io con gli occhiali, perché in qualche modo esprime, allargando i concetti non soltanto alla dimensione ambientale, ma a tutto ciò che possiamo mettere all'interno di questa dinamica, esprime quello che è il mio sogno rispetto al MASCI. La riflessione
La voglio leggere bene perché le riflessioni, le modificazioni, l'educazione, non solo ambientale. Franco Laferla è stato uno dei miei formatori, quindi particolare commozione a questo ricordo. L'educazione non solo ambientale, ma comunque l'educazione che è sempre strettamente legata all'impegno e all'impegno anche politico. L'ho fatta lasciare per questo aspetto, perché noi non possiamo, come dicevo prima, esimerci da 3 cose nel nostro cammino come movimento da qui in avanti. Dal cambiamento, non rifiutarlo, apprezzarlo, cercarlo, condividerlo, gestirlo. L'impegno che viene richiesto a tutti quanti noi, ma viene richiesto in particolare a quelli che sono i nostri rappresentanti. Quindi questo concetto dell'impegno è stato detto anche al Consiglio nazionale, legato al concetto che dicevo prima del servizio. Siamo qui per fare un servizio al movimento, non siamo qui per rappresentare noi stessi, non siamo qui per portare avanti, certo le nostre idee sono importanti, ma siamo qui per fare un servizio al movimento. Fare un servizio al movimento vuol dire offrire al movimento occasioni, modalità, possibilità, idee di formazione, quindi il cambiamento, l'impegno e la formazione. Questi sono i miei sogni per il MASCI di domani. Li voglio provare a perseguirli sia di oggi anche, non solo di domani, da partire da oggi e da domani. Voglio provare a lavorare su queste 3 direttrici sia nel mio ruolo di Presidente, quindi con il Consiglio nazionale o altro, ma con l'invito veramente anche alle regioni e a ogni singola, ripeto, comunità e ogni singolo adulto scout a lavorare su se stesso, sulla propria comunità e sulla propria regione, perché si cambi, perché cambiare è necessario, perché non si può rimanere sempre uguali a se stessi, soprattutto nelle manifestazioni esterne di noi. Dobbiamo mantenere ciò che è utile per abitare la realtà che viviamo e dobbiamo conservare come memoria storica quello che non ci aiuta più a essere abitanti della realtà che ci circonda. Dobbiamo impegnarci. Le occasioni di impegno sono tantissime, sono sempre, ci vengono sempre di più richieste. Qualcuno mi diceva stamattina, l'hai detto anche tu adesso, a furor di popolo, va bene, ma non è che si sia alla coda sempre per la ricerca degli incarichi o altro, lo sappiamo, quindi anche qui, non soltanto nel MASCI, ma anche all'esterno delle nostre attività quotidiane, quante richieste di impegno ci sono alle quali facciamo orecchio da mercante. Invece sarebbe bello vedere che questo era anche un sogno di Massimiliano, quindi lo porto avanti. Sarebbe molto bello vedere che gli adulti scout sono impegnati in tantissime esperienze sociali, politiche o altro, non esauriscono all'interno della comunità e nelle attività della comunità il loro impegno, ma lo esauriscono nella città dell'uomo proprio, quindi nelle relazioni anche con tutta una serie di altre realtà che ci circondano. E poi la formazione, l'ho già detto prima, lo ripeto, la formazione è importante per verificare noi stessi, per verificare le nostre conoscenze, ma soprattutto per verificare di comprendere e di essere disponibili a comprendere il mondo che abitiamo. Quindi questo è il sogno, questo è quello che cercherò di portare anche nei lavori in cui sono impegnata nella maggior parte del tempo, che sono quelli legati ovviamente al Consiglio nazionale. Grazie Vilma. Grazie. Agli altri aspetti del movimento. Grazie a voi. Grazie Vilma. Fantastica. Allora, non so tra i due chi scegliere, però avrei piacere di parlare dopo, cioè di avere una sua delucidazione in ultima, no? Per chiudere un po' la nostra tavola rotonda e poi lasciamo un po' di spazio per chi vuole magari fare qualche domanda. Allora, Angelo, noi abbiamo parlato prima di intelligenza artificiale, no? Può aiutarci l'intelligenza artificiale in questo campo e dopo? Che sogno hai? Sogni? L'abbiamo portato a casa dall'assemblea.
Allora, i sogni di solito sono involontari, perché quando noi dormiamo tranquillamente ci arrivano i sogni di notte, ci scombussolano e al mattino... Sì, però qualche volta magari però a volte avrei un sogno. dei sogni involontari. Sì. Però parlo prima dell'intelligenza artificiale. Io ho un figlio che è passato da 3 anni a lavorare per una grossa società di intelligenza artificiale e quindi un pochino ne discuto e mi chiarisce un po' tante cose. In effetti, al di là delle fantasie di quello che puoi costruire, vabbè, le simulazioni, oggetti, in effetti l'intelligenza artificiale è un grande strumento di conoscenza. E viene usata allenandola a dare delle risposte. Quindi un'intelligenza artificiale è tanto più intelligente quanto più è allenata, gli si sottopongono questioni in modo che le risposte siano corrette, quindi non fake news ma corrette, eccetera. Quando tutte le grosse società finanziarie o industriali da Leonardo, Banca Intesa, eccetera, stanno investendo nell'intelligenza artificiale è per razionalizzare le scelte che fanno, quindi è un'economia super raffinata per capire dove conviene investire, quali strumenti economici o finanziari costruire. Non è fatta per imbrogliare, però è certo che la finanza fa la finanza e lì, ecco, a livello nostro, a livello politico, bisognerebbe trovare degli equilibri. Io sono un po' keynesiano, ovvero bisogna trovare dei pesi e dei contrappesi, cioè tanto più una finanza diventa forte, tanto più il corpo sociale, la politica deve trovare dei momenti di riequilibrio, non puoi lasciarla al libero mercato, ecco, perché se è corretto che un'economia abbia un utile o un profitto, questo deve essere reinvestito nel processo industriale e nel lavoro. Quando il profitto viene messo in certi paradisi, che non è il paradiso nostro, allora viene tolta una forza all'economia e al lavoro. E l'intelligenza artificiale sta un pochino cercando di dare anche una mano in questo senso. Quindi il mio parere è che è un elemento positivo. Nell'incontro ultimo del CN alla Spezia abbiamo incontrato questo giovane sacerdote che ha avuto l'incarico del vescovo di seguire proprio il tema dell'intelligenza artificiale e lo sta facendo nella diocesi di La Spezia, mi pare, o Genova. Sì. La Spezia mi sembra che fosse, sì. Per cui è giusto che anche la Chiesa, non so Venezia però, si interessi e inserisca delle persone preparate, anche dei sacerdoti o dei laici, che sappiano guidare, rispondere e affrontare questo argomento, perché è un elemento anche sotto l'aspetto formativo o di affrontare i valori, ormai è uno strumento ordinario, è quasi come il telefonino, come un computer, no? Sono strumenti e anche l'intelligenza artificiale è uno strumento. Tanto che capisce anche dal tono della voce se fai una domanda da depresso o da entusiasta e ti dà una risposta analoga, quindi a livello anche formativo non è indifferente. Io la vedo positivamente sotto questo aspetto, in particolare per l'aspetto ambientale. Mi auguro che venga utilizzata da scienziati, tecnici, politici in un modo positivo per trovare delle risposte sensate, per andare verso una società non più della competizione, ma della cooperazione, perché siamo chiamati tutti a trovare delle risposte positive e in particolare che sappia costruire delle politiche importanti per i paesi più deboli. Cioè un mio sogno è per esempio che i paesi dell'Africa, dell'Asia più povera riescano a trovare una loro dimensione, una loro crescita, una consapevolezza interna per poter rafforzarsi, perché i beni ambientali ce li hanno, li stanno portando via tutti. La Cina sta facendo del land grabbing, cioè acquista milioni di ettari in Africa per produrre sia alimenti che per esportare minerali o terre preziose, cioè veramente milioni e milioni di ettari da Congo, Angola, eccetera, quindi c'è un furto di territorio per i loro fini. La questione Groenlandia è solo uno specchietto rispetto a quello che non viene detto
nei nostri telegiornali di questo fenomeno della land grabbing negli altri paesi, di grandi multinazionali che stanno comprando sorgenti di fiumi, stanno comprando montagne che nascondono, che hanno al loro interno. Quindi ben venga almeno una legislazione come la nostra, dove certi elementi come montagne, fiumi, come beni naturali sono demaniali e sono inalienabili e quindi non si possono vendere. Purtroppo anche la natura a livello mondiale soggiace ai criteri dell'economia. Però l'economia, come dicevo, mi auguro che trovi dei pesi e dei contrappesi. Noi siamo chiamati come persone, come laici in particolare, ma anche la Chiesa, a dare dei criteri, a dare degli indirizzi. Non si può lasciare alla libertà non orientata, direi così, perché anche la libertà è una libertà da e una libertà per, almeno ci hanno sempre insegnato che la libertà è da e una per, e questo qui fa parte della nostra formazione, dell'educazione alla libertà, non è indeterminata, ha comunque una guida e questo è importante. Per cui il mio desiderio è quello un pochino che impariamo un pochino dalla natura. Ecco, la natura. Tempo fa mi è capitato di scrivere così un piccolo testo per i nostri campi dove dice ma la natura ha in sé dei ritmi che ci possono aiutare. Cioè noi siamo come alberi che fanno una foresta, c'è l'albero isolato, però la maggior parte di noi è una foresta. La foresta è una cosa che cresce, non è una catasta di legno, è una cosa viva. Noi cresciamo e come gli alberi loro cercano luce, noi facciamo delle scelte, elaboriamo delle esperienze. Il fatto che la natura come gli alberi abbiano delle radici ci mostra che dobbiamo vivere e rielaborare le nostre esperienze. Ovvero le radici sono piccole, sono grandi, sono esperienze ma vanno rielaborate, non si possono tenere sempre dal quale si può tenere e lasciare. Bisogna viaggiare leggeri quando si va in montagna. Nel nostro zaino dobbiamo essere leggeri, portare l'essenziale, le cose utili e quelle che possono attrezzarci meglio. Non siamo isolati. Gli alberi poi crescono e hanno una corteccia rugosa piuttosto che liscia, cioè non si deve giudicare una persona o un processo di gruppi dalla loro apparenza. All'interno noi abbiamo delle grandi ricchezze che esternamente magari possono essere delle rughe e peraltro anche la natura ci mostra che esistono specie e generi diversi, c'è la betulla, il faggio, la quercia, abbiamo i carpini, hanno le loro particolarità. Significa che esiste una diversità che è normalità al nostro interno. Quindi il vivere e gestire la libertà è un sogno che io avrei per noi tutti e per poter gestire al meglio lo sviluppo e aggiungo senza fare troppi danni, ecco, perché alla fine se non riusciamo a fare troppi danni, cominciando dalle nostre famiglie, è già un grande successo. Siamo a buon punto, grazie. Grazie Angelo. Allora, quest'anno sono gli 800 anni festeggiamo, tra virgolette, ma ricordiamo, diciamo meglio, la morte di Francesco, di San Francesco. Francesco era un ragazzo che ha scoperto questo dono grande, la natura, attraverso l'ascolto di Dio, no? E infatti lui nei suoi scritti diceva Madre Terra, parlava di Madre Terra, la chiamava così anche nel cantico delle creature. Sono passati appunto 800 anni, ci sembra giusto ricordarlo in questa tavola rotonda, no? Allora, mi viene spontaneo di fare una riflessione, no? Francesco, lui che era innamorato della natura, no? Proprio la sentiva parte, lui si sentiva parte della natura. Pensiamo a immaginare come lui potrebbe sentirsi in questo momento di fronte a questo disastro che sta succedendo e che noi viviamo, lui non l'ha vissuto, ma potrebbe essere che ci sia un Francesco, no, che guarda
e direbbe, io mi sono posta questa domanda, no? Ma cosa può pensare Francesco di fronte a quello che sta succedendo ora, in questo momento, dopo 800 anni dalla sua morte? Allora, vorrei chiedere a lei cosa penserebbe Francesco in questo momento preciso del nostro vivere. E dopo le chiedo anche a lei che sogno ha. Allora, quando ci troviamo di fronte a dei geni, e Francesco è un genio nel rapporto con Dio e con la creazione, abbiamo due rischi. Uno di dire è un terreno a me precluso, lo ammiro ma da lontano. Dall'altra parte vedo un altro rischio, che è quello di manipolare Francesco e di tradurlo in una fiction televisiva. Allora, io ho fatto un cammino nei confronti di Francesco, anche chiamandomi Francesco, e sono Francesco d'Assisi, non di Sal o altri Franceschi, Saverio e cose del genere. E direi che questo cammino io l'ho fatto visitando i luoghi francescani, andando al di là e oltre gli stereotipi. Francesco non era bello. Il protagonista del Francesco di Zeffirelli è bello. Le immagini più antiche e più vere di San Francesco ci danno una persona piccolina, bruttina, con le orecchie a sventola. Io credo che una strada importante sia quella di visitare i luoghi francescani. Da qualche anno la diocesi ogni 3 anni fa un pellegrinaggio ad Assisi con i ragazzi e le ragazze della Cresima per fare incontrare Francesco. Io ho ricevuto 3 regali: il libro di Cazzullo, il libro di Barbiero e il libro di Sorrentino su San Francesco. Non li ho ancora letto neanche uno, però li leggerò, ecco. Tra l'altro prima c'era Buttafuoco, mi ha invitato a fare un intervento alla Biennale su Francesco proprio in occasione degli 800 anni, e quindi ho intenzione di mettere a fuoco un po' questa figura. Allora io mi sono chiesto dov'è che nasce Francesco, perché credo che, vedete, se la Chiesa non ritorna a Nazareth, non si riformerà mai. La Chiesa a Nazareth è la pagana Galilea, è una casupola, è una fanciulla, è un sì libero e responsabile. La Chiesa nasce da questo. Charles de Foucault capisce la grandezza di Nazareth e vuole ripeterla andando a vivere alla fine dell'Ottocento nei monasteri più poveri della Siria. E scrive a sua sorella dicendo: sapessi come gusto diversamente il pane che mangio dopo aver provato la fatica di coltivare, di mietere, di cuocere il pane. Ecco, allora, Francesco dov'è che lo iniziamo? Perché noi iniziamo molte volte con Francesco il cantico delle creature. Francesco arriva a comporre il cantico delle creature in una situazione, gli ultimi tempi della sua vita, gli ultimi mesi della sua vita, è in una situazione disastrosa dal punto di vista umano, quasi cieco,
con malattie gastriche devastanti, e compone il Cantico delle Creature. Allora, dov'è l'inizio di Francesco? È questo il punto. E guardate che l'inizio di Francesco ci turba, perché è l'incontro con Dio. San Damiano erano quella chiesetta in cui lui si appartava. L'altra cosa importante, Francesco non è che è Francesco d'Assisi dall'oggi al domani. Francesco d'Assisi era il re delle feste dei giovani di Assisi. Francesco d'Assisi è quello che parte vestito da cavaliere per combattere la guerra contro Perugia. Francesco è quello che va verso le Puglie per mettersi al servizio di Brienne contro l'imperatore. Cioè c'è un cammino di conversione. Paolo di Tarso, noi diciamo sì, la conversione è un momento nella strada di Damasco, no, poi va 3 anni in Arabia, si converte. Ecco, il cammino di Francesco è questo, l'incontro con Dio è l'incontro che lo porta poi a fare la cosa verso la quale aveva maggiore repulsione. Lui non tollerava, non poteva vedere i lebbrosi. Era una cosa più forte di lui. Arriva a abbracciare il lebbroso. Ecco, ma la cosa che a me ha colpito, vedete, di Francesco, noi facciamo il sottofondo musicale, è molto bello, a me piace molto la colonna sonora di Zeffirelli, e non solo del film di Zeffirelli. Però guardate che Francesco, quando visitavo i luoghi francescani, andate alle carceri dell'Eremo, Monte Subasio. Sapete quante quaresime faceva in un anno? 5. Di 40 giorni. E me le sono scritte perché quando sono andato lì il frate non me le ha dette. La quaresima di San Martino. Iniziava a San Martino, terminava a Natale. La seconda quaresima, dopo l'Epifania, e ricordava i 40 giorni di Gesù nel deserto. Poi la grande quaresima, quella che facciamo anche noi, poi la quaresima dell'Assunta, che iniziava a San Pietro e terminava il giorno dell'Assunta. Poi la quaresima di San Michele, preparazione alla festa di San Michele. Ecco, allora, il discorso che facciamo è questo: abbattere l'uomo vecchio che è in ciascuno di noi. Prima è stata detta una cosa importante, dal professore D'Angelo, mi pare, no? Si chiami, abbattere la società della competizione rispetto a quella della cooperazione. Francesco vincerebbe questo, avrebbe nausea nei confronti di una società. Ma vedete, Francesco si converte all'inizio, quando risponde alla chiamata di Dio, sapete cosa fa? Vende un cavallo e vende dei tessuti di suo padre per procurarsi le pietre perché si ristrutturi San Damiano, ripara la mia chiesa. E poi capirà invece, lo dice Chesterton questo, nella sua biografia, non in quelle che ho citato prima che non ho ancora letto, no? Dice, a un certo punto impara che cosa? Che ti devi mettere in gioco, devi essere tu a procurarti le pietre e devi essere tu a costruire la Chiesa. Ecco, io direi che Francesco lo dobbiamo scoprire in questa prospettiva, perché allora diventa qualcosa veramente che esce fuori dalla nicchia, esce fuori dallo stereotipo, e ti dice come è l'inizio del Vangelo, Maestro, dove abiti? Lui non risponde, gli dice venite e vedrete. Francesco si mette dall'idea, suo padre si era arrabbiato anche, ma come, mi vendi dei tessuti che sono miei? Si fa presto a far la carità, vende un cavallo che gliel'avevano regalato, evidentemente era suo, ma ecco, questo mettersi in gioco, questo iniziare dalle piccole cose. Poi è chiaro che è vero quello che è stato detto anche, che poi su certi temi bisogna anche essere politici, no? Muoversi sull'ambito politico, però quella ricchezza, diciamo, di umano che noi abbiamo nell'incontrare Gesù Cristo.
Il sogno che ho è quello di una chiesa in cui i vescovi siano contenti e facciano bene il vescovo, i preti siano contenti e facciano bene il prete, i laici siano contenti e facciano fino in fondo la loro parte. Una chiesa in cui tutti sono necessari, una chiesa in cui ci si rispetta e si sa che non si può fare a meno degli altri. Questo. Grazie, penso che abbiamo avuto delle ottime risposte, no? Perciò noi sappiamo che Monsignor Francesco ci deve lasciare, così ci è stato detto, e perciò lo vogliamo salutare per primo, poi magari ci diamo un po' di, se abbiamo ancora tempo, non so, il nostro referente, sì, il nostro referente che è Paolo, se ci dà ancora 5 minuti per fare magari qualche domanda, no? Agli ospiti che restano. E così intanto salutiamo il nostro vescovo, il nostro patriarca, che è stato veramente un piacere avere tra noi e che ci ha dato veramente delle buone risposte che ci hanno fatto riflettere oggi. Grazie. Quando avrà tempo. Okay. Grazie. È stato veramente un piacere conoscerla, veramente, grazie. Grazie ancora. E un saluto va anche al segretario Don Morris, che veramente mi ha supportato, ma veramente anche sopportato, perché l'ho proprio... non volevo dire quello che volevo dire, ma ha portato pazienza, insomma, finché mi ha dato la risposta positiva. Va bene. Ok, abbiamo ancora qualche minuto per poter dare spazio a qualche domanda per chi vuole. No, se si possono alzare le luci in sala, grazie. Alzare le luci in sala, grazie. Dimmi. Sì, ok. C'è Cristina e non so chi, ok, che hanno il microfono, se volete fare delle domande a Vilma e ad Angelo. Mi dispiace appunto per il vescovo, ma aveva degli impegni prorogabili, potete farle, siete liberi, abbiamo ancora 5-10 minuti, per cui possiamo tranquillamente scambiarci qualche parola. Io ne avevo una subito, intanto approfitto, visto che sono già qui, grazie. Rompe il ghiaccio, Paolo. Sì. Paolo, perché... se c'è qualcuno che ha anche altre domande, le scriva, ce le fate avere, che poi noi le consegneremo a chi ha condotto un attimo la tavola rotonda, e poi daremo risposta via mail, naturalmente, tramite i giornali o le chat associative. Grazie. Sì, volevo soltanto dire che lo stimolo, però purtroppo è andato via il patriarca, però è proprio dalle sue parole che faccio questa domanda. Allora, quando è stato proposto da voi di farlo a Venezia, io mi ero un po' tirato indietro, vi ricordate? Domanda, Venezia è una città impossibile, invivibile. Il patriarca ha detto, che città vogliamo? Dipende da noi. Noi siamo un po' soffocati da una città turistica, dove certi eventi qui non li possiamo portare, non ce la facciamo con i tempi, con i costi. E allora siamo venuti a casa, ne abbiamo parlato così in comunità anche nostra, ho detto, ma è giusto sempre mettersela via. Abbiamo tentato e guardato cosa si poteva fare di più, il fatto di aver trovato i biglietti o altre cose, il teatro stesso, è una sfida di dire il sociale in una città perché deve sparire? Il sociale deve esserci, non solo finalizzato a livello turistico e economico, ma anche, e quindi mi viene in mente la grossa parola cuore, creato, città, che noi portiamo avanti. Forse sì, vediamo il creato ed è giusto, ma ci vuole anche una reazione in questa città e non mettersela sempre via. Questo era uno, ecco. Vabbè, poi c'era una battuta, prima hanno parlato di Quaresima, ecco, Venezia vive molto il carnevale, il giorno di Quaresima e il giorno dopo, per lì non ci sono in pochi che fanno la Quaresima, si divertono, se la godono, se la ridono, ma il giorno dopo alla Quaresima sono pochi.
Va bene, allora questo è il messaggio che è arrivato da Paolo, attenzione ragazzi, per chi è qua di Venezia sa già come deve comportarsi. Se c'è qualcuno che magari vuole intervenire, vuole dire un po' il suo pensiero, altrimenti passiamo, ecco, due sono lì. Una è Nicoletta, mi sembra, di Verona. Allora, Sabina Murano, quindi presidente Murano. Resiliente con la maggioranza di veneziani. Anch'io mi collego a quello che aveva detto Paolo e in sintonia, sorprendendomi con quello che ha detto il patriarca riguardo a questa città, che è governata dall'economia, nel senso le cose belle che abbiamo, la città, i nostri siti importanti artistici, è governata da questa economia. Abbiamo superato finché dura l'aspetto dell'acqua alta, grazie al Mose, finché durerà, però l'impatto di chi vive qua adesso è con questa problematica, che non è una cosa che possiamo superare con la nostra buona volontà. E mi collego a quello che aveva detto Angelo prima, il discorso dell'educazione ambientale, che mi ha un po' stimolato ma confortato, che non è solo l'attenzione, il nostro voler bene, il nostro star bene, il nostro amare la natura, ma è l'attenzione a tutto il contorno, tutto quello che c'è intorno, economico e sociale. Allora, i primi punti dell'Agenda 2030 non sono gli alberi, il mare, sono la società, sono l'aspetto economico, l'aspetto di far star bene le persone, il superamento del genere. Quindi dobbiamo stare attenti che questa cosa è globale, non solo natura, non solo ambiente, ma c'è tutto il contorno sociale. La mia domanda e riflessione è un po' stanchezza, perdita di speranza, concedetemelo, rispetto a questo aspetto di quanto le scelte economiche influiscano nella nostra vita, mi chiedo dove dobbiamo agire, perché se è vero che la nostra pratica quotidiana influisce, se è vero che i movimenti influiscono, anche quelli mondiali, influiscono fino a un certo punto. Io per prima, ma credo, non so, qualcuno si unirà a me, siamo molto delusi da come i nostri governanti gestiscono la nostra vita dal punto di vista nelle scelte economiche e nelle scelte sociali. Il nostro sindaco, che ha fatto delle scelte che non era, fare il parco del sport non era certo una esigenza primaria per i veneziani e i mestrini, e non parliamo del governo. Allora la mia domanda è: cosa dobbiamo fare? Metterci tutti in politica quella con i nomi e cognomi, quella che comunque ci ha deluso da molto, quella che chiede il compromesso per poter fare qualcosa? Facciamo anche la seconda domanda, vediamo se magari c'è qualche interazione per cui possiamo fare un'unica risposta. Io non ho alcuna domanda, sono Nicoletta comunque da Verona, responsabile della zona di Verona. Io ringrazio Vilma perché ha dato una sfaccettatura completamente nuova al nostro Masci. Quindi le auguro di poter inculcare al Masci vecchio e al Masci nuovo questa idea. L'idea, potrei rispondere a lei, io fatalità, per caso, sono entrata dentro a far parte della politica di Verona e abbiamo un sindaco e una giunta comunale che sta lavorando per il sociale. Quindi io chiederei a Vilma quasi di imporre al Masci che faccia delle scelte politiche e che non abbia paura di far sentire la propria voce. Però Nicoletta, lei è sempre sul pezzo, cioè proprio ton. Vabbè. Qualcun altro? Monica? Allora, da parte mia non c'è nessuna domanda perché siete stati oltre le aspettative, in particolare, senza togliere a Vilma o Angelo, il patriarca. È stato davvero più grande di quello che io potessi pensare nelle sue affermazioni.
Però volevo condividere con voi dei pensieri che mi porterò a casa e sono dalla competizione alla collaborazione, non avevo dubbio, ma è una conferma. Quindi non viaggiare più nella competizione che ahimè è quotidiana e dappertutto, ma la collaborazione non è scontata, ce lo ricordiamo. Di Vilma mi porto a casa cambiamento, impegno e formazione, una riscoperta e una conferma anche questa, non scontata nemmeno questa. Ad Angelo ringrazio di aver detto che i sogni non sono consapevoli, ed è simpatica questa cosa, però è vero, e allo stesso tempo il tuo essere fiducioso e vigilante, credo di aver abbracciato anch'io questa modalità. Credo di essere più vigilante che fiduciosa, sono un po' meno positiva di te, però sono anche consapevole che se non parte da me, da noi, non possiamo sempre star lì ad aspettare che le cose cambino. Ecco perché dobbiamo esserci di più come teste pensanti negli ambienti giusti, a partire dai nostri territori, praticando degli atteggiamenti favorevoli per aver cura e prenderci cura del nostro ambiente e del nostro bene comune, che non sempre è ambiente puramente, ma anche proprio lo stare insieme per portare avanti un pensiero che comunque porti a qualcosa, non vuoto. Ecco, comunque ringrazio tutti voi davvero, perché anche la pioggia non ci ha fermati e siamo qua, quindi ne è valsa la pena. Grazie. Ragazzi, siamo scout, no? Non esiste buono o cattivo tempo, giusto? Ma un buono o cattivo equipaggiamento, perfetto. Qualcun altro? Sono Salvatore Frattallone, Padova Sesto, e faccio parte della pattuglia internazionale allargata per il Veneto, grazie alle spinte, grazie a te. Diciamo così, di qualcuno. E vi ringrazio di tutti gli spunti che mi avete dato oggi, che cercherò di portare nella comunità, ma agli amici della pattuglia internazionale ho già scritto che sto partecipando a questo bellissimo incontro e mi hanno chiesto se è possibile mandargli un video o comunque un audio. Salvatore, troveranno tutto sul nostro sito, noi siamo in diretta. Grazie mille a tutti. Perfetto. Grazie per gli spunti, in particolare anche quelli dati da Angelo e da Vilma, oltre che dal Patriarca. Grazie a tutti. Grazie. Altri? Possiamo dare la risposta a Sabina oppure c'è qualche altra considerazione? Ok. Adesso funziona, sì. Sì, Maurizio, allora scusami. No, io volevo fare una domanda, perché, se mi era possibile. No, intanto ringrazio anche perché il discorso finalmente è stato spostato dalle buone pratiche, no? Fare l'elenco delle buone, dobbiamo fare così, a un discorso invece di coscienza, a un discorso di consapevolezza, a un discorso proprio di cammino personale che ciascuno di noi deve fare. Però io credo anche che questo chiede a ciascuno di noi di trovare un input, un desiderio di essere diversi. E allora dove trovare questo desiderio? Questa è una prima domanda. La seconda invece è questa. Spesso come comunità, non lo so, forse perché ci piace fare le cose come comunità, come Masci, eccetera. Su alcune cose ci apriamo poco. Cioè io credo che sia un tema, quello ambientale, della sostenibilità, che ci chiede un po' anche di lasciare, fra virgolette... Un po' meglio. No, o perlomeno di metterci in gioco anche con tante altre realtà che sono molto impegnate su un discorso ambientale. Ora io dico, questa cosa è positiva o è effettivamente una riduzione dell'identità? Perché io sono convinto di una cosa che diceva anche Angelo, no? Cioè lo scoutismo è stato pioniere rispetto a un rapporto con l'ambiente, ma
lo vedo soprattutto legato al nostro, come dire, al nostro obiettivo educativo, alla nostra, mi spiego, ecco, crescita personale. Credo che la natura ci può ancora dare moltissimo come persone, anche se abbiamo una certa età, anche se pensiamo di essere persone che hanno raggiunto alcune sicurezze o quant'altro. Ecco, per cui la domanda è anche questa. Quanto dobbiamo, secondo voi, aprirci e senza perdere quell'identità scout che qualcuno pensa di perdere se fa le cose con gli altri? Allora, siccome devo un po' stringere un po' i tempi, ragazzi, scusateci, ma a mezzogiorno e mezzo da qui dobbiamo andare via. Perciò diamo tempi un po' strettini alle risposte, se c'è qualche ringraziamento da fare, altrimenti dobbiamo proprio chiudere le risposte, altrimenti le domande. Ma velocissimo. Allora, bloccati. Se posso, allora Moreno, gruppo di Adria. Allora, una domanda da tecnico a tecnico, quindi ad Angelo. A Venezia hanno il problema delle grandi navi. Io che lavoro a Ravenna stanno preparando il nuovo porto per accogliere le navi dei turisti che verranno a Ravenna, che verranno a Venezia e saranno spostati via autobus. Allora, il problema è stato spostato. C'era una centrale a Porto Tolle che andava a carbone, il problema l'abbiamo risolto con i pannelli solari, abbiamo spostato il problema perché il problema non sarà l'energia che verrà fatta, è come smaltiremo Allora, c'è una brutta abitudine, la tua percezione è, c'è una brutta abitudine di spostare il problema? Questo da tecnico a tecnico. Una domanda a Vania. A Vania? Scusami, a Vilma. A Vilma. Io ero nel gruppo 4 dello Sguardo sulla Speranza e ci siamo anche bloccati un attimo perché c'è stato un intervento per togliere una frase. Noi abbiamo la certezza che sarà sempre il bene ad avere l'ultima parola. Allora, speriamo. La certezza, tu che è da poco che ci sei come presidente, ma questa certezza la senti come, valutando le comunità, lo stato di salute del Masci, lo senti come un dato di fatto, cioè senti palpabile questa certezza che ti arriva dalle comunità, o c'è ancora tanto da costruire? Chiudiamo qua, ragazzi, perché sono 4 domande molto sostanziose. Perciò diamo la parola o Angelo o Vilma, che magari, non so, si sentono più coinvolti in una domanda o in... Sì, usiamo questo perché quello era di Sua Eminenza. Sì, lasciamo il posto libero. Allora, grazie delle sollecitazioni e anche così degli apprezzamenti che avete espresso. Alcune risposte brevi. Gli aspetti sociali delle città sono importanti, emergono come temi individuali, il verde, i rifiuti, l'ambiente, però è vero che di fondo ci deve essere sempre che città stiamo costruendo. Cioè l'urbanistica, le scelte sono importantissime perché alla fine vanno a definire le nostre città, ma soprattutto quelle dei nostri figli. C'è un cambiamento adesso a livello cittadino importantissimo. Le nostre città erano o storiche come queste e stanno diventando città invece più allargate. Non c'è più il tema della difesa della città in senso storico o altro. Abbiamo per fortuna superato il tema delle protezioni, adesso il tema è la residenzialità, come organizzare la residenzialità, e tutto è un tema sociale. Le aree verdi, per esempio, per semplice argomento che sia, è il punto dove la socialità si esprime a maggior ragione, dove tutti
dove non ci sono ruoli, voglio dire, dove l'integrazione, non dico che è assoluta ma quasi, ci sono i bambini dagli operai ai dirigenti o gli altri, cioè anche a livello di differenziazione sociale sono luoghi dove queste differenze vengono meno e per fortuna, quindi la comunità cresce, ecco. È importante avere questo sguardo, quello di non avere lo sguardo settoriale, anche se le risposte poi vanno date concretamente, come risolvo il problema della viabilità, per esempio, che non è indifferente. Molte città ormai tolgono le vetture dalle strade, però sappiamo, dobbiamo far accettare il fatto che le macchine magari stanno da parte, sotto, da qualche parte, e le superfici sono fatte per andare in bicicletta, camminare, eccetera. Quindi siamo consapevoli che le scelte saranno progressive, per cambiare le città ci sono interessi diversi, però se riusciamo a porre l'attenzione sul tipo di vita sociale che vogliamo svolgere nelle città, piano piano anche le abitudini più forti come i parcheggi ovunque magari vengono piano piano risolti. Osserviamo quello che succede intorno, ecco. Non dobbiamo copiare, dobbiamo vedere esempi urbanistici, per esempio, in altre città, in Italia e fuori, dove la vita sociale non è penalizzata, il parcheggio, la viabilità non è penalizzata, però è fatta diversamente. Ci sono delle diversificazioni che aiutano. Cioè non si può, è chiaro, alcune abitudini vanno anche cambiate. Però io ho la necessità di andare, che ne so, a fare la spesa in un posto vicino e con un certo agio. Necessariamente non è che si debba andare sempre o con la macchina o altro. Ci sono risposte a una serie di cose che sono complesse. Ecco, bisogna abituarsi a cercare delle risposte non semplici o non immediate, però a esigenze complesse. Le abitudini sono complesse. Ecco, io prima vi ho detto appunto, sì, fiducia e vigilanza, però queste cose, mi permetto di dire, vanno gestite, è un termine che io amo molto perché fa parte della mia professionalità, bisogna coltivarle, ovvero noi dobbiamo coltivare, perché e coltivare vuol dire avere fatica, avere costanza nel tempo, non è una velocità, e poi selezionare. Ad esempio, noi dobbiamo coltivare quello che può essere o lupo o agnello, oppure coltivare quello che è mediazione, dialogo, ecco. Queste cose avvengono all'interno di un processo personale e comunitario, perché le comunità sono importanti, dove insieme si coltivano delle riflessioni e dei dialoghi. E coltivare vuol dire far crescere anche, no? Dove radicano certe cose, che cosa bisogna dargli per alimentare lo sviluppo e che forma avere. Ecco, quindi ogni cosa va curata e coltivata capendo queste cose. Ecco, Salvatore, io ho presentato alcune cose, però avevo preparato anche delle diapositive sul tema da una società della competizione alla cooperazione. Ve le ho lasciate, se volete potete distribuirle, non le ho descritte tutte quante, per cui uno che vuole leggersele e vedersele tranquillamente è un tema lì, diciamo, sviluppato un po' di più. Non ho fatto il solito pistolotto, perché Vania mi ha detto no, non facciamo delle cose tavola rotonda. Sì. Però diciamo, se volete del materiale, delle slide da vedere o in comunità o singolarmente. No, siamo d'accordo che visto che tu ce li hai messi a disposizione proprio per oggi, eventualmente nei prossimi giorni manderemo alle comunità le tue slide in modo che possano essere anche utilizzate eventualmente per attività in comunità. Certo. Okay? Va bene? Sì, velocemente Maurizio, l'apertura agli altri, come dicevo anche prima, è il destino delle nostre comunità. Se noi vogliamo fare educazione per gli adulti, dobbiamo essere aperti e giocare il gioco degli adulti. A volte è facile, a volte invece è conflittuale. Abbiamo avuto esperienza anche al nostro interno, quando affrontiamo temi anche politici siamo stati anche divisivi, però il movimento ha fatto delle scelte, no? Ci ricordiamo alcune scelte sulle petizioni e altro. Ecco, non abbiamo paura di confrontarci, a volte non avremo la stessa idea, però l'importante è farlo e capire cosa decide poi il movimento. Il fatto di essere non uniformati, ecco, è
non è un obiettivo massimo, nel senso che non possiamo essere così a volte precisi e accontentare le disponibilità o i progetti di tutti quanti, però ci sono delle scelte prioritarie che sentiamo di sostenere con i nostri valori e altri no. Accettiamo il dialogo anche in questo, però l'apertura deve essere massima, aperta. Non dobbiamo aver paura della parola politica, neanche della parola chiesa, cioè di un linguaggio clericale o altro. Pian piano smontiamo queste, diciamo, definizioni che sono un po' un limite. Ecco, aiutiamo anche i preti a essere chiesa e non essere solo preti. Questo perché non è che viene tutto facile. E infine Moreno, direi che alcune scelte, lui sa benissimo, vanno risolte con la progettazione partecipata, ovvero dare spazio a più portatori di interesse. Portatori di interesse o hanno diritto di intervenire o no. Un vantaggio del terzo settore è questo. L'iscrizione al terzo settore vuol dire che tutti i soggetti sono politicamente portatori di interesse. Almeno lo Stato nostro si è dato questo criterio. Se non fossimo stati iscritti al terzo settore eravamo una brava associazione, virtuosi e quant'altro, però politicamente sotto l'aspetto di interlocutori delle amministrazioni assenti, non avevamo titolo. Questo comunque ci porta invece ad avere titolo di essere chiamati a partecipare alle progettazioni, agli interventi pubblici. Ecco, è uno dei vantaggi. Spero che questo si possa sfruttare come comunità. Bene. Vilma, ultima, velocemente. E poi chiudiamo. So che abbiamo problemi di tempo, allora cerco di esprimere un po' di concetti velocemente. Riprendo le tre cose che ho detto prima, il discorso del cambiamento, dell'impegno e della formazione. Non dobbiamo avere paura del cambiamento, non avere paura del cambiamento significa progettare, prendo una delle parole che ha detto prima per quanto riguarda la città Angelo, ma riguarda anche noi, significa progettare un cambiamento, quindi significa andare verso una direzione che costruiamo insieme, che riteniamo essere quella giusta insieme. Non saremo sempre tutti d'accordo, domanda e risposta è uguale. Come facciamo a farlo? A fare questo lavoro? Lo facciamo partendo realmente da quello che è la cosa più importante dell'onestà intellettuale tra di noi, della promessa che ci lega e del rispetto reciproco. Quindi la chiarezza nell'esporre le nostre idee, il rispetto dell'idea dell'altro, il gioco della democrazia interna. Quindi questo è il modo in cui il cambiamento all'interno del MASCI può cominciare e camminare sulle nostre gambe, sui nostri ragionamenti, sulla nostra disponibilità al confronto, alla ricerca e all'aprirsi anche agli altri. Gli altri hanno tante cose da insegnarci, non avranno il nostro stesso modo di farle quelle cose, ma se noi parliamo con il resto dell'associazionismo con cui ci incontriamo, con cui magari lavoriamo gomito a gomito in tante realtà, abbiamo molte cose da dire, abbiamo molte cose da imparare. Quindi il discorso dell'apertura assolutamente. Non dobbiamo avere paura di perdere le nostre caratteristiche, anche inglobando magari qualche proposta, qualche idea, qualche stimolo, qualche modo di fare che ci arriva da altri. Noi abbiamo qualche cosa che nessuno ci toglierà mai. Non è che facendo qualche cosa di diverso da quello che abbiamo sempre fatto siamo meno scout. Il nostro essere scout ce lo portiamo dentro, la nostra promessa, la nostra legge, sempre quella è, la esprimiamo in maniera diversa. Vuol dire andare verso quella direzione che io ho chiamato abitare. Noi dobbiamo abitare il nostro tempo, non starne fuori, non essere una peculiarità di quel nostro tempo. Dobbiamo abitarlo con quello che noi siamo, quindi siamo scout, quindi siamo quello che siamo e così ci presentiamo, così facciamo le nostre cose, ma senza la paura del confronto insieme agli altri. Maurizio, il desiderio di cambiamento, qui lo troviamo il desiderio di cambiamento, nella continuità di quello che siamo e nel desiderio di stare insieme agli altri per fare quello che riteniamo si debba fare. La forza ci viene anche proprio dalla nostra convinzione.
Se noi siamo convinti, riusciremo a essere noi stessi e a convincere gli altri. Se non siamo convinti noi di dover fare questo, non riusciremo a niente. Tante delusioni che anche in questi giorni, in questi primi giorni d'incarico, molte sono state le comunicazioni con siamo un po' scoraggiati, cosa possiamo fare, eccetera. Lo scoraggiamento parte anche da questo, cioè parte dal fatto di non avere una consapevolezza forte di chi siamo e di come ci possiamo presentare agli altri e di come possiamo essere abitanti di questa realtà, coordinandoci, cooperando insieme agli altri. In questo donarsi in qualche modo agli altri si trova una maggior certezza di sé anche, perché ci si appiglia, quando ci si lascia un po' andare, quando ci si dona un po' di più agli altri, per non perdersi è necessario appigliarsi a quello che si è davvero, e questo ci aiuta a riscoprire chi siamo davvero e quindi a riscoprire anche quelle che sono le nostre caratteristiche forti. La certezza del bene, mi ricordo l'obiezione, la certezza del bene ci viene perché siamo cristiani, perché abbiamo Gesù che ci dice di non avere paura, ci dice che Lui prevarrà. Quindi questa è la certezza del bene che ci portiamo dentro, e quindi abbiamo provato a scriverla, questa certezza del bene. Forse non ci siamo riusciti benissimo, ma questa certezza del bene abbiamo provato a scriverla scrivendo lo sguardo di speranza. Se non pensiamo che il bene prevarrà in qualche modo, noi non lo sappiamo come, non sappiamo che forma avrà, non sappiamo come si manifesterà, non lo sappiamo. Sappiamo soltanto, abbiamo solo la parola di Gesù. Non abbiate paura, io ci sarò, io sarò con voi. Ora, con questa certezza noi possiamo guardare al futuro con speranza. Se non abbiamo questa certezza, io francamente sarei in difficoltà a provare speranza se non partissi da questa certezza. In che cosa spero se non spero in Gesù? Negli uomini è molto difficile in questo momento sperare negli uomini e donne, uomini in questo momento non c'è differenza, ma sperare nelle donne e negli uomini di oggi è molto molto complicato. La speranza vera la trovo nel momento in cui guardo di fronte quel crocifisso e dico: tu mi hai detto che ci sarai, e io sono qui che ti aspetto, quindi parto con te, comincio a camminare da te, da lì in avanti vado. Ecco, un altro termine che mi è piaciuto, superare il tema della protezione. Uso le tue parole per dire anche altre cose, ma sono state per me molto interessanti. Superare il tema della protezione, non soltanto il tema della protezione delle città, ma superare anche per noi il tema della protezione anche nello scautismo. Lo scautismo non ha bisogno che noi gli mettiamo intorno degli steccati di protezioni. Lo scautismo brilla come movimento educativo anche per gli adulti da solo con la sua proposta. Proteggerlo significa regalarlo a piene mani a quante più persone possiamo. Quindi non tiriamoci mai indietro. Non tiriamoci mai indietro dal dire siamo scout. Questa cosa l'affronto perché sono uno scout, una scout. Questa è la miglior protezione che gli possiamo dare. Perché nel momento in cui quello che noi facciamo come scout diventa cooperazione, diventa unità di forze nelle parrocchie, nei luoghi dove lavoriamo, diventa un modo diverso di vivere anche la gioia, anche l'allegria che noi ci portiamo dietro. Quante volte ci dicono: ma tu regali serenità? Ci è capitato, cioè tu ci porti serenità, non io personalmente, ma ciascuno di noi nelle nostre realtà ci viene detto: c'è qualche cosa nel modo in cui tu fai le cose che ci dice che hai una serenità dentro, eccetera. Bene, questo è il regalo che noi possiamo fare al mondo. Quindi non tiriamoci mai indietro, non proteggiamo il nostro scautismo, regaliamolo a piene mani. Penso di avervi detto tutto. Una parola sulla questione dei portatori di interessi.
Questi primi giri da Presidente nelle regioni, siete la seconda regione ma fisicamente, ma tante altre nelle relazioni o altro, mi sta dicendo una cosa, che mi sta dicendo che noi siamo realmente portatori di interessi in tante realtà, ma proprio praticamente, perché ci occupiamo di moltissime cose. Ecco, quello che diceva prima Angelo, prima ci relazionavamo in un modo molto anonimo in qualche modo, o comunque a tu per tu con le istituzioni. L'essere RUNTS, il diventare RUNTS anche per le regioni, anche per le comunità che fanno queste attività, significa acquisire un'autorevolezza di relazione con le istituzioni. Quindi significa ancora una volta essere come scout autorevoli nella relazione con la politica, con la società, con i governi delle città o delle realtà in cui ci muoviamo, per ottenere di più di quello che potremmo fare se non giocassimo a questo gioco, che è quello proprio che la democrazia ci mette in mano, quello di ottenere un'autorevolezza per metterci ai tavoli e a discutere di queste cose. Non tiriamoci indietro anche da questo. Possiamo farlo, ne abbiamo le capacità, c'è un sacco di gente bravissima tra le nostre file, bene, mettiamo in gioco anche questa nostra abilità. Mi hanno detto che dovevo venire qua, comodamente seduta, ma vabbè, non importa. Allora no, adesso chiudiamo veramente, questo è il momento di chiusura, ma ogni momento ha il suo momento di ringraziamento. Ringraziare le comunità di Venezia, fantastiche, hanno lavorato per noi ragazzi in maniera straordinaria e veramente si sono spesi per questo evento. E soprattutto vorrei ricordare, scusatemi, può essere spero bene, ma Margherita ci ha accolto con la sua comunità a Murano e ci ha fatto veramente da cicerone tutta ieri e da parte della segreteria regionale merita insomma un ringraziamento. Poi grazie ai nostri amici salesiani che ci hanno accolto e prontamente ci hanno detto sì nella nostra richiesta. Il Comune di Venezia è stato anche questo molto presente, anche se magari chi vive in Venezia magari no, però noi abbiamo chiesto una cosa, ce l'hanno data, i biglietti dei vaporetti gratis. Fa onore. Perciò che ci permettono di muoverci insomma con tranquillità senza dover spendere follie. Sì, adesso arrivo. E infatti purtroppo il sindaco, noi avevamo invitato anche lui, ma è impegnato nella cerimonia al ghetto di Venezia, dove naturalmente meritava forse di più essere lì che non qua, visto il contributo dato a suo tempo. E perciò, se volete, magari la leggiamo, se riuscite. Desidero innanzitutto ringraziarvi per il cortese invito a partecipare all'incontro formativo Squero, in programma a Venezia, domenica vabbè, nonché per avermi voluto coinvolgere in un'iniziativa di grande valore civile e sociale, dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e l'ecologia integrale, pienamente in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Apprezzo profondamente l'impegno del MASCI, porta avanti sul territorio veneto e veneziano, promuovendo scelte etiche, responsabilità condivisa, attenzione al bene comune, a valori che rappresentano un contributo importante per la crescita della nostra comunità. Con rammarico, a causa di impegni istituzionali già assunti e non differibili, non mi sarà possibile essere presente all'evento, nemmeno per un saluto introduttivo. Ciò non toglie che desideri esprimere il mio sincero apprezzamento per l'iniziativa e augurare il miglior successo ai lavori e alla partecipazione dei numerosi adulti provenienti da tutta la Regione, ringraziandovi nuovamente per la gradita attenzione e per l'invito rivoltomi. Porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti, con l'augurio di buon lavoro e nel vostro spirito di buona strada. Diciamo insomma che, dai, ok, è stato presente, ha fatto il possibile.
Volevo inoltre ringraziare il dottor Andrea del Mercato, che è il direttore generale della Biennale, che comunque insomma, ha apprezzato il fatto che l'abbiamo contattato, ma purtroppo non è potuto venire. Abbiamo già incontrato Pierangelo Buttafuoco, che è il responsabile, il presidente della Biennale, cosa che insomma, ci fa onore, visto la notorietà di questa associazione. E poi volevo ringraziare il direttore qua del Frizzele, che è il responsabile di questo. Quello che ha fatto un po' da ponte, che ci ha aiutato a concretizzare questa iniziativa. Ringraziamo inoltre anche Marco Borghi, che è il presidente della Municipalità di Venezia, che inizialmente ci aveva detto sì, poi ha visto gli orari, non combinavano con i suoi impegni e ci ha salutato comunque ringraziandoci dell'invito. Volevo ringraziare però veramente i nostri ospiti. Il Vescovo l'abbiamo ringraziato prima e abbiamo fatto ma avere avuto la disponibilità di avere la nostra Vilma, che è appena stata eletta, e con grande piacere e onore ti abbiamo voluta veramente. Perché sei una persona bella, empatica, e che quando dice le cose le dice con la sicurezza di quello che sta dicendo. E la fermezza anche, e anche diciamo che è anche autorevole, sa imporsi, non è una che si fa mettere sotto. Ok, Angelo, grazie, hai dato anche un lato di te che non avevo capito, o forse non abbiamo avuto l'occasione di approfondire. Sei una persona squisitissima, tutte e due, e veramente vi ringraziamo di questa vostra presenza, è stato veramente un incontro straordinario. Immagino di esprimere lo stesso sentore di voi del pubblico, ecco. Mi sento di dire questo. Noi abbiamo, mi sembra, un pensiero però prima parla... Sì, anch'io un saluto veloce, non c'è più tempo per me, mi hanno detto, quindi è velocissimo. Anche noi, come zona di Venezia, mini zona, perché abbiamo fatto questa roba a livello sperimentale, quindi vado veloce, abbiamo fatto quello che potevamo, siamo 4 realtà a Venezia e 2 Mestre Marghera. Ci siamo impegnati. Soprattutto a Murano adesso ho degli omaggi qui per i presenti, un po' per tutti i presenti, sia per Vilma che per Angelo, e anche per i nostri 2 segretari regionali, perché lavorano bene, dobbiamo dirglielo, e grazie a voi. Ecco, passo velocemente, invece di dire che invece ci vorranno adesso passi lunghi e ben distesi. Abbiamo programmato altre cose, una è quella del pranzo, sempre tornando dai Salesiani, i tempi sono stretti, e lì vedrete, potete già accomodare nelle 2 stanze che sono grandi dove poter mangiare, e vi verranno con i vassoi a portarvi il primo. Tutto il resto ce l'avete voi. Abbiamo fatto queste scelte anche ecologiche, anche noi niente di particolare, posate biodegradabili, niente di più, poi le teniamo anche differenziate, perché a Venezia non c'è la raccolta dell'umido, li porteremo al lido, quindi facciamo anche queste piccole cose come segni importanti. Noi andiamo adesso via, poi perché i tempi sono stretti per questo, perché abbiamo previsto questi giri in barca oggi pomeriggio, saranno 2 giri. Lo diciamo dopo, perché bisogna rispettare i tempi, ecco, questo sì. Grazie a tutti. Allora, visto che siamo in streaming, volevo ringraziare i tecnici che ci hanno permesso il collegamento e salutare tutti i nostri adulti scout che sono a casa e che hanno seguito in diretta l'evento. Un ringraziamento anche ai tecnici della Biennale che ci hanno supportato per la realizzazione dell'evento. Sì, grazie. Per le comunità locali, allora potete già accomodarvi, rimaniamo qui per la comunità nostra del MASCI locale, che portiamo via tutte le cose nostre e ce le portiamo già tutti in patronato, così guadagniamo tempi. Va bene? Quindi passi lunghi e ben distesi, come detto prima. Grazie. No, aspetta un attimo. Il ghiaccio, la neve, il caldo deserto, il suono dei passi che ancora io sento, camminare scalzo sull'erba del prato, le foglie che danzano sparse dal vento, il lento passare di questo mio tempo, sentirsi lì